Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. E adesso poi con cosa siamo? Allora, eccoci, siamo in diretta. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buonasera, insomma, le 5:30 ci avviciniamo verso la serata, questa domenica sera, che ci porterà... Buonanotte. Buonanotte, no, buonanotte, vediamo prima come va la partita, poi ci auguriamo di no. Ciao Fabio Cardigno. Ciao a tutti. Che torna a farci compagnia. Ciao Stefano Menegatti. Ciao. Salutiamo anche in regia Fausto, Paolo, Benedetta e tutti i nostri amici che già ci seguono in casa. Fausto, Paolo, Benedetta sembra un nome nuovo. Sembra il nome di un cantante che sarà in gara a Sanremo. Fausto, Paolo, Benedetta. Allora, Triestina-Lecco, ragazzi, partita di importanza assoluta. Ormai lo diciamo sempre perché giustamente vedendo un po'... stiamo lasciando a desiderare, se mi passate il termine. Tra poco ci colleghiamo con il nostro Matteo Bonaccina, indomito anche a Trieste oggi, con il buon Marino, che non è il nostro regista, ma è Marino Bonaccina, e ci dirà un po' Matteo dal Nereo Rocco di Trieste quelle che sono le sensazioni di questa partita. Le formazioni ve le diamo subito, perché allora la Triestina di Attilio Tesserri in grande rimonta da quando è arrivato Tesserri in panchina, perché nelle ultime 5 ha fatto 8 punti. Un allenatore, sai com'è. È un allenatore vero, sai com'è avere un allenatore di esperienza. Allora, Ross, Johnson, Silvestri, Frare, Tonetto, Fiordilino, Correia, Sambù, Brahima, non abbiamo ancora capito. È uno, Sambù, Brahima. Però ci piace Sambù. D'Urso, Vertain e Olivieri in attacco, 4-3-3 per Tesser. Risponde Volpe con Furlan, Martic, Marrone, Ferrini, la difesa più logica forse in questo momento in attesa di recuperare Battistini al 100%, Battistini comunque oggi in panchina, Grassini, Ionita, Marino, Di Gesù e Critta, Mendoza in appoggio a Sipos. Vediamo se Fausto non riusciamo a sentire Matteo. Sì, poi bisognerà vedere anche Ionita, perché tante volte fa un po' il terzo quasi. Tanto ne approfitto subito perché quando abbiamo giocato venerdì scorso, il nostro articolo su LCN Sport, siamo stati criticati perché qualcuno ci ha detto, molti lettori ci hanno detto poi, soprattutto a me che ho scritto l'articolo, che partita avete quello visto? Che insultavo su Facebook. Che partita avete visto? Ci sono stati progressi. La mia risposta è lapidaria. Primo tiro della ripresa in porta all'88esimo, io non ho visto progressi. Magari la palla ha girato meglio di prima, perché da quando c'è Marino sì, però vogliamo vedere tiri in porta, altrimenti le partite non le vince. Ma ragazzi, poi uno si espone, il guaio dell'esporsi è che tanti sono d'accordo e tanti sono disaccordo. Però ci tenevo a ribadire la mia tesi, in casa con un Novara che nella ripresa si chiude per fare il pareggio, non è quello l'atteggiamento che ci vuole. Non so se tu sei d'accordo. Sì, Stefano. Non dirmi così perché mi devi fare... No, si sta vedendo poco. Sta vedendo troppo poco. Troppo. Oggi speriamo di vedere di più, perché c'è una formazione che inizia a essere un pochino più logica, no? Se recuperati un po' tutti i giocatori, perché la panchina si è allungata con i nuovi arrivi del mercato di gennaio, c'è possibilità insomma di vedere magari anche per 2 o 3 partite di fila la stessa squadra, che è forse quello che sì, quella è l'unica cosa che vedevo. Sì, credo che dipende tanto da come va il risultato, vedere un po' la stessa squadra. Quello che pensavo anche quando ho visto i riflessi filmati, perché poi venerdì non sono riuscito a vedere niente, l'unico dubbio che io è Marrone Martic, che Martic mi è piaciuto da centrale di difesa, però giustamente Marrone o lo metti lì o Braccetto, francamente. No, ma si poteva tornare anche alla difesa in coppia, tanto Battistini e Marrone aveva funzionato bene. Però sai che Volpe appena arrivato ha detto io voglio giocare basta, quindi credo che sia una delle poche cose dalle quali non diciamo che con Battistini inizierà a esserci anche affollamento tra virgolette. Battistini però è già anche Polito in panchina. Sì, però il Polito visto nelle prime partite, ecco, magari numericamente è un'alternativa. Ai Battistini, Stanga, Polito come riserva, questi tre, quindi dietro il problema è che tu dicevi una formazione più logica, però se vuoi giocare con la difesa 3, perché tutto chiaro, siamo d'accordo, anche Marino che è un bel innesto mi manca sempre sto benedetto attaccante, però vabbè. E poi io dico, le 2 mezzali che secondo me stanno mancando tanto nel gioco del Lecco, cioè mancano i gol delle mezzali,
mancano i gol in generale. Dobbiamo scoprire se ne tra l'altro come punta, perché io non se ne vedremo, non lo conosco, quindi non lo conosciamo bene, però stanno mancando i gol delle mezzali, cioè Ionita e oggi Di Gesù, che comunque nelle ultime partite quando ha giocato non ha giocato male, si sta vedendo poco dai centrocampisti. Quindi sì, poco. Un po' da tutto. Sì, infatti, un po' in generale c'è poco, si sta vedendo veramente poco, specialmente deve fare tanto lavoro l'attaccante è fondamentale su tutto, non c'è niente da fare. Intanto chiedo a Fausto se mi alza leggermente il ritorno in cuffia appena può, leggermente perché non mi sento bene. Che per fortuna si sta un po' stupendo da quel punto di vista, perché 7 gol. No, ma anche come lavoro lo sta facendo, certo. Solo lui da tutto il campionato che tira la carretta, insomma, sì, non è neanche che possiamo affidarci su quello che poi all'inizio tutti, non so in società chi, ma tutti dall'esterno vedevano come una scommessa. Allora, salutiamo Denis, buonasera a tutti, ciao Marco, quanti ne prendono oggi? Vediamo l'inizio di partita, il primo quarto d'ora secondo me ci dirà molto sul tipo di partita che andremo a vedere. Roberto, buona serata e buona partita. Occhio, le squadre dietro di noi si sono mosse, quindi i punti sono fondamentali. Certo, siamo in piena zona retrocessione e play out. Parlavamo prima qui in retrocessione. Sì, che può anche essere purtroppo retrocessione. Una delle poche speranze in questo momento, se guardi la classifica, è la distanza, no? Per evitare i play out con quell'escamotage di regolamento, ma diciamo che non ci può bastare, dobbiamo tirarci fuori da queste secche assolutamente. Ciao Cinzia. Anche perché poi più avanti di solito chi è dietro fa sempre punti. Quando si arriva quelle, perché con l'arrivo di Tesser ha cambiato decisamente marcia. È chiaro che non era normale trovare la Triestina sul fondo della classifica. Hanno dato ai bambini la maglia dell'anno scorso, di 2 anni fa. Di nostra, dici? Sì, quella con le righine strette. Ad alcuni con le righe larghe. Avanzava, l'hanno lavata in lavatrice finché si è... Tra l'altro c'è lo schermo. Allora, arbitro è Michele Maccorin di Pordenone, ma si può di Pordenone? O abbiamo un altro caso, Kevin Bonacina? Allora... Assistente Nida Ader di Ravenna con Dalit Singh di Macerata e Lorenzo Massari. Ma Nida Ader è femminile, perché c'è una delle due che ha una... Sì, penso sia. Nida credo sia un nome femminile. Anche Dalit. Anche Dalit. Ci mi stai mettendo un bel dubbio. Ci metterei la mano. Bisogna vedere, di solito, non so, tu Fabio sai se quello a destra è il primo, quello no. Diremo il guardaline e la guardaline per capirci. No, non ho idea se si mettono anche loro. Di solito però il primo è quello della panchina, giusto? Lato panchina è il primo assistente. Sì, perché di solito perché è quello che dà una mano all'arbitro per i cambi, per tutto. Beh, il quarto uomo è lui. Il quarto uomo non ci sono dubbi, è Lorenzo Massari Torino. Allora, credo che sia quindi, come dicevi tu, Nida Ader, che è andata a controllare la porta a destra e penso venga qui sotto. Viene sotto la Denis, panchina. ci vuole gioco a centrocampo per far vincere un attaccante, per convincere credo un attaccante, far riuscire un attaccante a segnare. La difesa fa giocare il centrocampo fa giocare l'attacco, siamo d'accordo, un allenatore fa giocare la squadra. Beh, è un po' come aggiungo questo. Sì, è vero, ovvio. No, è vero. Cioè, un attaccante da solo non può fare niente, se non gli arrivano palloni o se gli arrivano sempre su dei tiri o sei Maradona esatto. Che ce n'è stati uno, però no, il centrocampo. Tra l'altro a Triestina che fa capannello si caricano, invece no, se sono dei che cercano funghi per il campo, cioè questa è piccola differenza. Allora Ryan solleva il quesito vero secondo me nel mondo del calcio: il quarto uomo, se fosse donna, sarebbe sempre quarto uomo o quarta, come si chiamerebbe? Prima donna. Non lo so. Prima donna. Metti che c'è un guardaline. No, perché infatti in questo caso è terzo uomo, perché c'è una donna, se no sarebbe il quarto uomo. Prima donna. Sì, anche il tuo ragionamento. Diciamo che per fortuna questi ragionamenti non si devono più fare. Quarto assistente, non so come. Quarto ufficiale. Quarto ufficiale. Quarto ufficiale. Quarto ufficiale. Sì. Iniziata con la Triestina che tocca palla. Infatti forse abbiamo sbagliato, Triestina che si chiama più quarto uomo da sinistra a destra. Paolo, ho silenziato il commento per evitare di incazzarmi col solito Nucera, oggi avrà la sciarpa biancorossa chissà. Infatti era Nucera che commentava il tuo post. Sì. Erano vari Nucera. Adesso lasciando perdere, allora no, non sentire Sky, senti noi ovviamente, magari stoppa e di 30 secondi sì, che tanto si può mettere in pausa. Così no, ti riallinei quello che diciamo noi. Proviamo ad avanzare adesso subito con Grassini. Nella cattedrale del Nereo Rocco, perché
vuota. Se è così una grande, mezza ragazzi, Che stadio. in C riempirlo è utopia. Sì. Critta, punta al centro, si sovrappone Ferrini che poi va dentro, cerca di anticipare, invece non arriva sul pallone, la palla che rimane sulla sinistra, Mendoza, poi Ferrini, devono però lasciare la rimessa laterale agli avversari. Vabbè, si è fatto vedere subito in avanti il Lecco, dai, in questo primo minuto. Ma piove. Piove. Sembrerebbe di sì. Piove, governo ladra, sì. Johnson, che non È penso la femmina, l'arbitro, il primo assistente dovrebbe è essere... che da Nida Hader è Visto la che c'è prima la assistente. panchina di solito È giusto, hai è ragione. il primo assistente. Nida. Quindi non ci vorrebbe il Volpe, pallino, ma la picella qua, la prima Ah, assistente. hanno sbagliato a fare una distinta, tra l'altro fatta bene, peraltro, no? Rispetto anche a tante altre che vediamo. Quindi... Tra l'altro c'è anche per i calci d'angolo. infatti quella roba comodissima. Per segni che- anche marcatori, sostituzione è fatta bene. Tanto Sipos che, seguendo il discorso prima di Fabio, è addirittura costretto a dribblare all'indietro perché nessuno lo aiuta. Attenzione che riparte forte Critta, Però vai. Critta recupera Mendoza in posizione di ala mancina, punta Johnson, fuori gioco credo. Dopo 3/4 d'ora fuori gioco. Numero 16 terzino Johnson, poi penso sia confermata Silvestri e Frare, giusto sì? Frare, No, perché più A. qualcuno ha scritto più A qua. Quante ne ho messe? Tu, Perché due. Frare. Allora, i precedenti sono 31 tra Triestina e Lecco, 8 vittorie del Lecco, 16 pareggi e 7 della Triestina, quindi siamo in vantaggio, ma fuori casa una vittoria sola addirittura. Allora, vediamo. Cavoli. Però attenzione, è recente, 2-1 nel 2022-23, il 27 novembre del 22. Triestina che si porta avanti, però Lecco che è bravo a impostare la retroguardia, quindi alla Bardati che sono costretti a ripartire dalle retrovie. Guarda qua, c'è un Lecco Triestina, momento Marcord, nel 60 chi segnò? Angelo Piccioli. Mitico, anche allenatore poi bluceleste. Ma allenatore Piccioli. Guarda quanti gol. Ah no, era allenatore scusa. Piccioli. No, lui. Sì. No. Gotti segnò su di lui. Gotti, Girardoni. Linskog addirittura segnato sì. per la Trieste. Bagatti 2 volte qua. Perché devi farmi venire il magone? Adesso che stiamo qua a ragionare sul play-out di Serie C. Ma anche gli allenatori, allora, Piccioli, Lupi, Longoni, Brighenti, Massei, Guido Capello. Ma non si può dire, non sono... Attenzione! Torniamo al presente! Mamma mia che traversa della Triestina, una conclusione mia. fuori area, ma attenzione ancora viva per la Triestina e Furlan Parata. miracoleggia. Miracolo di Furlan. Dal nulla, Sambu Questa è una dai gran parata. 30 metri a giro sul secondo palo, centra, stampa la traversa, palla a terra e poi D'Urso appoggia alla corrente, non mi ho visto chi era, se era Olivieri, Overtynen, che ha concluso Che gran parata qua che ha fatto. sì, Furlan è andato a terra in una frazione di secondo, ha aperto la mano per deviare in angolo. Non era facile perché era anche violenta la conclusione. Per le prima azione già... Ho visto se fosse Johnson, mi sembra di vedere un Cerchiamo di 17, capirlo. però poco conta che adesso c'è un angolo con D'Urso alla battuta, numero 30, esterno destro del tridente d'attacco, cross all'interno dell'area, vanno a colpire i giocatori di Tesser, ma per fortuna sul fondo. E Furlan subito decisivo, Sì. perché il buon Furlan gli possiamo dire tutto, ma se non ci fosse lui... Sì, come ne abbiamo un po' discusso con Herman su Furlan dal Masso. Ah sì, lui non lo vede Herman, che salutiamo tra l'altro. adesso ci sta seguendo. però era per dire che comunque anche dal Masso non ha sfigurato quando ha giocato, quindi quest'anno per fortuna quantomeno lato portiere siamo abbastanza coperti. Tanto Critta riesce a tenere in campo il pallone ma lo regala alla Triestina, poi attenzione, un fallo potenziale da giallo, l'azione prosegue, vediamo. Infatti c'è Maccorin che però spero si dimenticherà sotto dell'accaduto. Tesser che si stava già lamentando col quarto uomo, si vedeva che gli è andato subito correndo. Però sai cosa, di solito quando succedono queste cose poi il diabete si dimentica del giallo, speriamo. Bisogna Era un vedere po'- quando esce la palla se... Però i giocatori della Triestina stanno tenendo la sfera, quindi Antonio, vedo che non sapete la storia del Lecco, vai in libreria e trovi 2 libri che abbiamo scritto sulla storia del Lecco, così magari cambi idea. ma chi? No, Antonio.
Sì, c'è stata un attimino di confusione, madonna, la vecchiaia, ragazzi. Ho sbagliato a leggere le colonne di una tabella Excel. Basta, te non devi più parlare, ti criticano sempre. Criticatemi, che sono qua. Intanto la Triestina ma è che doppiazione noi da conosciamo gol, la storia solo essendo 3 minuti. vecchie, quindi siamo pure rincoglioniti Sì, dalla vecchiaia. La mia memoria, ne abbiamo discusso già parecchie volte, lascia decisamente... Ma io ricordo molto Però- più 20 anni fa che Oh, 10 anni dai. fa. Allora, però quando recuperiamo palla non C'è riusciamo a Sambu. ripartire, ragazzi. Bella il taglio per Vertainen, Johnson, c'è l'intervento di Critta che copre. Ferrini non libera, D'Urso Attenzione. per Fiordilino al limite dell'area per Sambu, mano Ui. forse, no. Volontaria. Però ragazzi non riusciamo già a No, uscire sì, dopo no. 6 minuti di gara, dai. Ok. Questo Sambu è veramente predominante, Qua, alto tenerla, per tenerla. un paio di metri e Tenerla, bravo. Vabbè, Bravo Sipos che fa ripartire. viaggia bene anche col pallone Dai. tra i piedi. Critta, attenzione che Marino, bravo. numero a centrocampo C'è in mezzo spazio a a due. destra, può salire Bravo, il Lecco, perché lì se la dai. riprendevano. No, è stato un numero Bravo. bellissimo. Dai. Grassini va al cross sul secondo palo, Ionita di testa la rimette dentro, troppo arretrata per Sipos, poi viene dai, che centrato al buona. volto il giocatore. Oh, rimane a terra, Critta attenzione. continua, la palla sul Tiraccio fondo. di Critta, ma c'è a terra... Chi è che è Marino? No. Sì, gli No. è arrivata una pallonata. Penso sia di Gesù perché gli ha centrato il volto. No, di Gesù è lì. Quindi sai che forse sì, Marino. Sì, Marino. Ha messo il volto Sì, gli è per arrivata fermare il una pallonata. rilancio, ma la pallonata è stata violenta. No. Qua. Boom. Ah no, anzi, l'hanno proprio centrato senza neanche lui che Sì, neanche no, lui ci abbia messo la mano. assolutamente... No, sì, è ripreso subito. Mendoza comunque sta molto vicino a Sipos, Si sta muovendo proprio da tanto seconda per adesso, punta. Proprio per la seconda punta. Adesso. Allora, prima deve essere stato Vertainen a tirare comunque. Sì, perché ha scaricato D'Urso dietro. Ha tirato anche bene. L'ha presa anche bene. Mentre il tiro di Brahima Sambu sembrava quasi uscire al rallentatore dal destro, non era violentissimo, però era molto ben indirizzato. Il famoso ascensore di Pirlo, ve lo ricordate? Quando scendeva all'ultimo ha stampato la traversa. Certo che però prima azione subito doppia grande chance Triestina che poi adesso ha preso fiducia. Il Lecco a me sembra troppo lento nel ripartire, cioè ci muoviamo lentamente anche palla al piede e non la facciamo correre. La palla. Scusate, ma Tesser era già stato a Trieste tanti anni fa, giusto? Sì. Sì, molti anni fa penso. Tanto... Neanche tanto secondo me, perché era andato a Modena, Adesso giusto? guardiamo, sì. Guarda che forse prima di Modena, non è tanto. Sì, ma lui secondo cioè, me. ci ha fatto Non è che tanti anni forse anche. ha fatto a più riprese. Ha fatto Eh. tanto tempo anche. For- Tanto è un giocatore dell'Udinese, bella la maglia. No, 2003, ed ecco vedi, 2003-2005, poi dal 2023 e poi è tornato nel 2024. dopo Modena, ok. Sì, però era già stato lì tanto tempo E tanti anni fa io me lo ricordavo già, 2005, inizio anni sì. 2000. Tra l'altro ha allenato comunque tante squadre, perché su Cagliari, Ascoli, importanti, Mantova, Sì. Padova, Novara, Ternana, Avellino, Cremonese e Modena. Poi. Quindi, Tanto rimessa laterale in fase offensiva per il Lecco, allenatore di Grassini, Serie B, Tesser. Sì. Sipos, Mendoza cercano di dialogare, Sì, Mendoza bello. prova a cercare il fondo, lo Bello. trova, tacco per Grassini, il cross dentro, Ionita di testa alla sponda e non riesce Di Gesù a rialzarsi per la conclusione dopo che aveva allungato il piedone per stopparla, però non ha avuto la forza di rialzarsi immediatamente, era difficile. Critta, però stiamo mettendo Sì. qualche cross decente, Dai, Critta dai. non riesce, Sipos ad arrivare, è difficile. Vabbè dai, Però qualche intuizione, qualche palla dagli le fasce, Qualcosa- che è qualcosa di nuovo. Primo break per noi, torniamo subito. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Allora, caro Antonio Malighetti, ti ripeto, prenditi i 2 libri e trovi, scritti dal sottoscritto, la storia di molti giocatori
Se mi perdoni là, Attenzione a Sambu che Aia. dà in area Poli Brassi, bene qui Grassini che lo tiene fino all'ultimo secondo. E trovi che la storia del Lecco con i giocatori Ma no, ma è per che sempre tu blucelesti, l'hai scritta se mi senza perdoni il saperla. lapsus su Piccioli, perché ho aperto un file e ho sbagliato a leggere la colonna. Ma il problema è che tu l'hai Altrimenti pensa un po' scritto, quel cazzo che vuoi. l'hai scritto- Calcio d'angolo per la Triestina. l'hai scritto ma non lo sapevi L'ho scritto Calcio ma non me lo d'angolo. ricordo. ma non ti ricordi. Aia. Figurati. Cross dall'angolo, Attenzione. poi La c'è formazione che due giocatori a terra, ma attenzione, l'azione prosegue, vertice dell'area, Sambu in Secondo zona, giallo. Dai, arriva la palla, il cross, Fuori. via, Critta in qualche maniera, Niente, fatichiamo troppo a uscire. campanile brutto di Grassini, poi combatte Ferrini, forse Andiamo a fallo. prenderci fallo. Ionita, No, non c'è vantaggio. fallo, Ionita vantaggio, bello il Bella, pallone subito per bella. Mendoza che può correre, Bella 60 Mendoza. all'uomo, Guarda al vai, centro. no, si fa fermare. Al centro era liberissimo, stava salendo sì. bene, non ho visto chi era. Se Sì, da là era liberissimo, infatti, Eh. però lui poteva puntare l'uomo, saltarla e penso andare. fosse Forse chi era che era Grassini, salito su? penso. Grassini? Penso di sì. Martic, largo, proprio per Grassini. no, di Gesù. Grassini affronta Sambu, il cross, No. la deviazione di Grassini. Sfortunati. Poi lì Mendoza, sei lanciato col difensore fermo, lo devi saltare. Eh sì, sono le tue caratteristiche. Piuttosto ti punti palla avanti, mi corri via, sei piccoletto, almeno. Sì, è così. No, le altre partite che si stanno giocando, Albino Leffe e Gian Erminio. Magnifico. Caldiero Trento 1-0, attenzione perché si vedi. sblocca la partita. Anche la Giana vince con Giana. l'Albino Leffe 1-0. Ale, tutti quanti vincono, ragazzi, quelli dietro di noi. Vabbè, ma Davanti, dietro. Però il punto è che i punti dobbiamo farli prima o poi anche noi. Ma poi entro lo sai maggio, com'è. ma possibilmente entro maggio. Però sai Poi com'è, dopo. se vai avanti ad andare indietro poi dura Ma come a diceva- Lecco a fare come- punti, come non diceva è Fabio, facile. quelli dietro fanno i punti alla fine, quindi noi andiamo adesso dietro, così dopo facciamo i punti. Furbi noi. Attenzione perché qui la Triestina gira bene. Siamo troppo bassi ad attendere la Johnson Triestina, però, scambia con Fiordilino, trova spazio sulla fascia, il cross basso, buona guardia di Marrone. Chi era? No, non era Marrone, era Martic. No, Martic. Cavoli, sbagli questa partita, già il... Ma quindi gioca Martic anche centrale, il Caldiero Marrone a destra. vince e poi inizi, Attenzione, inizia a avere bucata in paura area. per No, le- come fanno a prenderla sempre loro? Marrone in qualche maniera allontana, sì, però ce l'hanno ancora loro. Scusa? No, non riesco a capire, ma tra Marrone e Martic chi è Martic quello che fa Il centrodestra l'esterno? dovrebbe essere lui, Sì. il braccetto a destra, però stanno scambiando forse anche per andare a prendere magari qualcuno. Marrone ha le scarpe gialle, quindi da qua lo riconoscerò. Ok, Sambu, sì. Sambu che è un po' Marrone. tutto campista perché è ovunque. Martic adesso rilancia. Diciamo che è quello che sta toccando Dai. più i palloni. No, non la teniamo, no. non la teniamo, non riusciamo a tenerla per ripartire. No, Mendoza brutto avvio perché anche qui non controlla un Sai pallone cosa? facile. Allora, per adesso, finché va a scontrarsi anche, no, Fabio, tu che sei stato attaccante e diciamo non eri un gigante, non sei un gigante come Mendoza, avevi dalle tue altre armi come Mendoza, no? Anche se a un livello un po' più alto. Comunque, Fabio mi sembra un po' più forte di gamba. no, però difensori molto strutturati loro, per adesso sta facendo fatica Mendoza quando riparte nel Infatti, è una cosa che che dovrebbe essere un punto di forza la velocità, noi piccolini, e lo dovrebbe sfruttare proprio quello. Proprio quello, quando hai il difensore alto, anzi lo vai a cercare quando hai palla. No, Il ma poi difensore era alto per perché puntarlo. per puntarlo perché è normale, è più lento, ha altre caratteristiche lui. Ma poi E erano... vedo che Mendoza invece Madonna, fa guarda fatica. che fallaccio che fa. Fa fatica. ma poi era in contropiede, quello col difensore fermo che non sa neanche se accompagnarti o intervenire. Lì sono i giocatori. Vediamo però, adesso Critta se riesce in qualche maniera a passare. No, non passa. Può darsi che non è ancora entrato in Sai che non so partita, neanche se c'è. No, non c'è la. No, Vediamo, aspettiamo e vediamo, perché le rischia caratteristiche giallo, sono quelle. Ma perché fino adesso Ma ho invece- sempre visto benino, tra l'altro, Mendoza da quel punto di vista, quindi mi ha stupito un po' che non ce l'abbia fatta. Può darsi che inizio partita un po' Attenzione a Volpe che discute, l'arbitro va a retribuirlo per qualcosa, si è lamentato Di forse prima, forse per di la Marrone. rimessa. Per Marrone. Boh, non lo so perché faceva il segno di là. Lo richiama, probabilmente. di... Ma invece gli altri non li vede, Tordini, quei giocatori lì. non- Tordino è un po' uscito
Beh, Tordini sinceramente quest'anno Dalle grazie di Volpe forse. con tutto, ma non ha mai... Cioè, non Vai. ci No, ricor- forse ci- un sì, paio no, così, di dico- partite ha giocato sì, ma tu- bene. Perché Sì, davanti chi è ricordiamo- che c'è alla fine? Tordini? Galeano. C'è Di Dio che è un attaccante esterno, però... C'è Di Dio, però poi Poi non è Di che Dio c'è. è- Dio Galeandro, certo, è Galeandro. Galeano. Di Dio discende. Sene, Falù Sene o Sene, che dir si vuole. Sembra quello un nuovo. centravanti. Capito? È da Sembra un scoprire. centravanti con lui. Eh? Quello che è Sembra un arrivato adesso. centravanti, sì. È un centravanti, lui dico, quindi è andato via Zuberek, c'è lui come Ok, alternativa a Sipos. ok. Oppure potrebbe giocare anche al posto in Mendoza, per dire, giocando a due con Mendoza Sipos. secondo me lo sta No, preferendo a Galeandro, perché il Galeandro visto da era Da comodo. novembre ottobre. in poi, sì, da fine ottobre, Sì, da novembre. è un altro giocatore rispetto a quello che aveva iniziato l'anno, che era il migliore. Qualche piccola flash lo dà Galeano, però vedi, rispetto a Tordini, almeno Galeando ogni tanto Ok. qualcosina. Sì, te la inventa. Tordini io quest'anno, Niente. cioè, piatto. non ha Allora, è mai importante fatto- dire la Triestina, più per la Triestina scrive Made in Tokyo che per il Lecco, sentiranno più loro la pressione di quello sì. noi. Certo, però, per come stanno a 8 No, diciamo, punti negli ultimi se la guardi, 5 partite, se la guardi al contrario, sarebbe l'occasione per dargli un po' di distanza con loro. Se la guardi al contrario, no? Tordini fa ridere. Magari si racconta barzellette no, più che fa bellissime, ridere, fa magari. innervosire magari, perché soprattutto Albino che ce l'ha sempre un po' con Tordini, ma Attenzione, che spazio non rende come potrebbe. per i giocatori della Triestina. Bravo Ionita a recuperare il però- pallone. Dai che ripartiamo. però è Dai un Mendoza, po', dai Mendoza, non puoi perdere questi palloni. Cioè, è un po' Dai. calecco ormai Tordini, sì. È un po', Ma Mendoza è immaturo, scrive Eh, Alessandro. Sì, maturo, ok, ma sta cosa neanche in primavera la fai. Poi Ionita, dai, Critta, lungo, troppo lungo. Siamo troppo chiusi dietro adesso. sì, siamo chiusi. Che problema è? Se anche Li hanno dicessi messi lì. stiamo chiusi dietro, ma non facciamo passare uno spillo, direi ok. Il problema è che invece li facciamo pure entrare in area. No, di più che vuoi star dietro, provi le ripartenze, però vedendo... Però prima Allora- devi essere non quasi ermetico dietro Sembra a e poi proposito ripartire. di precedenti storici, il nostro Lanfredo Birelli, intanto qua si chiama Vertainen, che si Vertainen. gira e si rigira e trova Se ne- Brahim Sambu. Sambu, scusate, Sambu che è veramente... Ah no, Sambu è il... No, sono è due Correia. Sì, è lui. Sì, Sì, no, va. confondevo, allora, era sempre Correia allora, perché è più alto Correia, No, mentre perché Sambu lì Sambu a centrocampo sta è mezzala toccando- destra, mentre mezzala Correia è destra. centrale di difesa, di centrocampo. No, ci ha dato il nostro Lanfredo anche precedenti tra Tesser e il Lecco. Ci sono due precedenti, nel 2009-10 quando guidava il Novara. Attenzione proprio Sambu dentro, Martic Vai, di petto, Furlan. Furlan va a prendere. Andata a Novara, vittoria netta dei piemontesi 3-0, doppietta di Simone Motta e acuto di Cristian Bertani, che poi vi ricorderete ha vestito blu celeste nel 2017-18, e poi ritorno a Lecco 1-1, Rubino e Camillo Ciano. Rubino, mamma mia. Andiamo in pausa. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Vai, Lecco, Allora, vai Lecco, vai 18esimo, Lecco, tutti belli 19esimo, chiusi dietro senza mai sì, risalire. però Mizzica, veramente. così, ragazzi, Mizzica, così è dura, prima o poi, cioè, sì, di solito è così. poi Sì, O glielo fa in contropiede, No, ma è il 19esimo, ma del primo tempo. però anche il contropiede, No. Infatti, ti dico, stiamo attaccando sempre con uno o due giocatori. sì, Cioè, no, come non, fai a... no, non puoi così. La loro azione si sviluppa tutta negli ultimi 35 metri di Sì, campo. va. Guarda. Correia, ma prima o poi Perduso. è brutto da dire, ma... Scambiano i due, Correia entra in area, Russo va. ancora, la conclusione. Di tacco, alta, di sopra la tacco. testa. Cioè fanno un po' quello che vogliono. Ma Correia, io scusate, prima ho parlato di Sambu, ma Correia, che giocatore, Correia. ragazzi, che giocatore. Anche qui servizio di tacco per D'Urso dopo che lo aveva servito in area allo stesso numero 30 e poi conclusione alta, per fortuna, ma non so se siamo noi, non esistiamo però a la Triestina centrocampo. non è una brutta squadra. No, Ospita, grande Cavoli. lotta. Noi non stiamo esistendo a centrocampo, Cioè, Cioè- Ionita, Di Gesù e Marino un po', ma zero proprio. Fischia 19 punti a... Sipos non vedi. riesce a girarsi. E però a proposito di Gesù e di Dio, cioè Sipos deve cantare e portare la croce. Sì, no, ok, no, che è il solo, tema, ok solo. che è il tema della rosa di quest'anno, il tema biblico, però se qualcuno lo aiutasse,
Che qui Anche il tiro di prima alto di poco di D'Urso lo possiamo considerare una grande occasione, ragazzi. tanto qui Di Gesù Una bella Sì, poi certo. Noi ancora 20 minuti di nulla. Sì, un paio di tentativi di cross, ma poco. Però si vedono progressi, si vedono. Io non li vedo. Qua va. Attenzione palla in area a Fulham. Ancora una volta prende la difesa in controtempo comunque qua. Poi non ci arriva di un attimo Vertainen, no? Però Vertainen era, scusami, guardate. Sì. Aspettiamo sempre quell'attimo di troppo, sempre anticipato. Ma ragazzi, sulle seconde palle, però, scusate, se su reimpostazione dalle retrovie, da Furlan a Marino, Sipos deve sbattersi nel nulla, difendere il pallone nel cerchio di centrocampo, cioè per Allora, dire quanto siamo Enrico, indietro. siamo in difficoltà anche contro la Triestina. La Triestina è un'ottima squadra, non deve trarre in inganno la classifica, ragazzi. Perché da quando poi c'è Tessera ha cambiato marcia, è una squadra da ritmo playoff. Angolo. Cioè, ultime 5 partite, loro 8 punti, noi 2. Solo il Caldiero e un altro, non mi ricordo adesso, non mi sovviene chi ha fatto peggio di noi, 2 squadre. Non lo so. No, ma poi lo stiamo dicendo, tu Stefano lo dici da qualche tempo che la Triestina arriva. La Triestina arriva, infatti, attenzione D'Urso, la battuta, la pizzata che rischio. sul primo palo che poi Vertainen si trova sulla crapozza No, e per no. fortuna la mette a lato. Il nostro, Ah, nostro? No, sì, ho visto se era proprio Arrone o autogol. Martic forse. Neanche io ho capito chi era, ma Di petto a momenti si fa l'autogol. Ancora D'Urso, palla dentro, per fortuna la buttiamo fuori. Però allora io torno su 22 minuti, ma al di là della qualità che ci possiamo mettere e che non abbiamo forse, no? Per favore non tiratemi fuori ancora la preparazione atletica di No, Baldini. non tu. Poi arriviamo sempre secondi tu, e ci perché- muoviamo poco. Non ormai. tu, perché so già che qualcuno in chat tirerà fuori No, la ma io preparazione atletica di dico, Baldini. io non vedo l'alimentazione di questa squadra. Dov'è l'alimentazione che no? È che c'è l'asciugo. No, hanno staccato il cavo a questa squadra. Lei c'ha ben l'asciugo. Guarda, secondo me hanno paura. Non sanno cosa fare perché gli è presa la paura stasera. Cioè, Posso azzardare- evidentemente sì, io anch'io posso credo azzardare sia un'altra- Vedi, una non paresi vedi. psicologica, una paralisi Ah, psicologica. poi Posso- appena prendono un'azione che può essere da gol, vanno sempre più vanno in Posso difficoltà. Sì. azzardare Appena un'altra capiscono ipotesi? che stanno rischiando troppo. Un'altra ipotesi Quando è posso difficoltà? metterla lì. Con detta un Guarda. po' alla Lecchese, tanto Furlan. Furlan, alla Lecchese che non so. Ma non è che Volpe le minga boom. Allora, io non lo so, no, ma però un minimo di quella roba lì, come diciamo qui, no? Gliela devi dare, non si vede. Sì, Ma non si vede niente. non si vede. Ma io mi Niente. accontenterei di vedere Ma neanche gioco c'è, non sai, c'è gioco. la non c'è bava agli occhi, sì, ha fatto non- ministra il sangue No, è agli vero. occhi e la bava alla bocca. La bava alla C'è. bocca. La bava agli occhi, non c'è. Il sangue C'è in bocca. quella cosa non c'è. lì. Cioè, il sangue in bocca. Cioè, andiamo a 2 all'ora, siamo impauriti. Dobbiamo sbranarla la Guarda, partita. Dai, Mendoza, Dai, vai! Mendoza, vai. Che vai. c'è campo. Palla Dai, dietro. bella. Porco Questa è la Di buona Gesù, offensiva. questa era- Di Gesù, era una bella cosa. che ha sparato adesso il difensore per Dai. la dritta, la mette fuori. Dai, che forse ci hanno sentito, dai. Dai che magari questa cosa qua vi dà quel al 24esimo È vero che, la verve che ci servono vuole anche i per salvarsi giocatori, a questo punto, i ragazzi. giocatori quelli col carisma, ci vogliono in una squadra e qua non so chi ce la può avere, Ecco, bravo, questo sinceramente. secondo me sollevi un Marrone. discorso importante. Cioè, Forse Marrone. non so chi lo può avere qua. Attenzione allo Marrone per scontro, forza. limite E non è un dell'area. caso che poi con Marrone in campo all'inizio dell'anno giocavamo meglio, eravamo più sicuri. Poi quando si è fatto male lui, che è stato fuori 3 mesi, Sì, Battistini e Si Marrone spagli- era anche stata una gran Battistini. coppia. Cioè, Tanto devi poi averli, fallo. i giocatori col carisma che Fallo per noi, tengono per sulla quanti. squadra, perché se non c'è quei giocatori lì puoi essere forte quanto vuoi, ma la prima difficoltà, se non è che ti tiene su. Fallo per noi, Critta. Ha preso una buona Però punizione. qua col carisma c'è Ionita che dovrebbe. Ionita fino adesso diciamolo è insufficiente quest'anno. Sì. Dovrebbe darlo, sì, sono d'accordo con te. Che Dovrebbe essere piuttosto lui tocchi bene i palloni, ma a ti fai più sentire bravo, con la a bocca. prendere per mano la squadra, Eh, non sì. l'ha fatto fino adesso, come non aveva fatto Ilari fino a gennaio. Marino sul punto di battuta. Come Mari- anche un Lepore che si doveva far sentire. Cioè, se non arrivi con le. Sono giocatori che. Critta! Poi esce di pugno. Ci sono russo. giocatori che Bravo, quando non gente arrivi con le Martic. gambe devi arrivare con Bella la questa. bocca, non c'è niente da fare. Questa azione di Grassini che poi non riesce a mettere il cross abbastanza alto.
Teniamo la Dai, palla che su con restiamo lì. Martic, non ci riusciamo, poi riparte il contropiede, attenzione. Tra l'altro anche il campo del Nero Rocco, che sembra enorme, no? Olivieri. Dimensioni. Che va, punta, Marrone lo stende, c'è il giallo. Questo è Giallo, giallo. direi inevitabile per Marrone. Però vedi, quello che prima non ha fatto Mendoza. Sì, Lui aveva il difensore fermo, ha buttato Sì. palla e si è lanciato. Qualcosa becchi. O l'azione o con fallo. la gamba del... O ti prende a te o vai tu. Qua, molto- è stessa identificazione di Mendoza. Vale. beh, Anzi, sì. forse Mendoza si faceva così, Poi andava lui in porta. Non aveva neanche il Marino No. che invece qua stava rimontandoli. Era potenziale sì. rosso quello. A quel punto lo deve per forza stendere, prendendosi un bel rischio anche. 26 minuti sul cronometro e 0-0, nonostante tutto quello che stiamo dicendo. Nonostante siamo le ancora ostiate 0-0. che stiamo tirando 0-0, quindi... Anche se la faccia di Fausto mi fa presagire male. Però Fausto oggi non... È sofferente. è sofferente. Lo sguardo non ci comunica tranquillità. Allora, Punizione simmetrica a quella di Critta precedente, però qui andrà probabilmente col destro, quindi non un cross ma un filtrante, diciamo. Va la battuta sul secondo palo, Critta ho visto un rilancia. tocco di mano, meno male che la palla è uscita. non si sono lamentati, No, è uscita. Però non so, anche tu hai avuto queste Sì, ma non si sono lamentati. Quindi meglio, non l'ha visto nessuno, andiamo avanti, non fate rivedere Tra l'altro replay. Critta è riuscito a rilanciare senza buttarla fuori, quindi... Allora, Made in Tokyo, leggiamo tornare dietro. qualche commento di centinaia di persone che ci stanno seguendo in questo momento. Allora, Made in Tokyo mi dà l'idea della classica partita che o finisce in goleada per la Triestina o alla fine vince 1-0 e l'Ecco con il classico gol e l'unico tiro in porta della partita. Cominciamo a farlo il tiro in porta, poi ne parliamo. Ma poi parliamo del classico 1-0 del Lecco. Che quest'anno manco quello, purtroppo abbiamo. Massimo, grazie Liberti, con giusto un filo di ironia. Denis, Baldini no grazie, bisogna andare avanti non indietro. Qualcuno aveva... Ma forse no, revocato ma Baldini. perché? Davide, la grinta dov'è? Mi trovi d'accordo Davide, non c'è, è rimasta a Lecco, no, ma l'hanno nascosta a Lecco da qualche parte perché non la vediamo da mesi. Non si supera mai la metà campo, la vedo brutta, un punto servirebbe a poco. Ma oggi tutto sommato un punto te lo porti a Per casa. come sta andando come sta per andando come sta andando la adesso- partita, cara grazie. Se hanno paura sono donnette, Alfbrines, però sai, i meccanismi mentali poi sono molto complicati, già nelle persone, figuriamoci sì. nei calciatori, no? In queste situazioni di difficoltà. Più che la paura, per me non c'è proprio un'idea di gioco, uno schema, qualcosa niente, scrive Paolo. Denis, quando giocavo io ci mettevo la passione e la grinta perché amavo giocare a calcio, i giovani di oggi passeggiano in campo, ma Denis, a che livello giocavi? Non ce l'hai mai detto. Il problema Made in Tokyo è che se mandano via Volpe prenderebbero il solito mezzo allenatore che ha collezionato più esoneri che vittorie. Pienamente d'accordo anche su questo, non sto dicendo che... Tra l'altro ne avremo 4 allenatori a libro pari. No, non sto quindi- dicendo che la soluzione è cambiarlo, sto solo dicendo che però non è... Ma poi chi li niente vede di- non li vuole perché passeggiano e non giocano. Enrico, Denis, quando Attenzione, giocavo Correia il cross per fortuna. io e te ci insomma. mettevamo passione, grinta e sacrificio senza incassare soldi che girano oggi. E io con te non ho mai giocato, Denis. Enrico, giocavamo in squadre e campionati diversi. Diteci adesso, siamo curiosi perché la partita sta diventando in questa fase poi abbastanza lenta di ritmo. Andiamo in pausa, torniamo, ma ci dovete dire, Denis e Enrico, dove giocavate. Era una punta, giocavo in attacco. Ah, è German Dennis. Andiamo È in lui. pausa. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Denis ci ha detto, era una punta e giocava in attacco nel Napoli, Denis. German è lui. Enrico non lo sappiamo, dice anche tu che ruolo eri, ma in che squadre? Vogliamo sapere squadre e campionati anche, cioè categorie. Magari è parente di Rovella. Ah no, Rovetta. Ragazzi, io credo che sia tutto da rifondare. L'ottimismo di Mauro, che non... Ottimismo. che è il profumo della vita. Però non ci sinceramente fa stare allegri. è quello che è rimasto un po' appeso Sì. per tutta la stagione, è il fatto che ci portiamo dietro la zavorra dell'anno scorso anche a livello di contratti. Cavoli, sì, ma ci portiamo molte zavorre dell'anno scorso. Anche secondo me. mentali. Però è vero, Ogni anche livello. secondo me è un po' tutto da cambiare, un po' tutto da sistemare. Però come fai adesso? No, adesso... No, perché Cioè, allora, è oddio, impossibile. a gennaio l'anno scorso l'abbiamo fatto. no, perché si diceva il 2024 è stato un anno da dimenticare. Certo che il 2025 è iniziato
No, è che probabilmente sono le stagioni col 2024, quindi 23, 24, 24, 25. Può darsi. E l'anno prossimo si chiamerà 2024-26. Giocavo nella società Bellano, Denis. Allora, intanto Fausto, magari ci colleghiamo un attimo per con la nostra Benetta Panzeri che è in regia, così stimoliamo un po' anche Benny. No, potevi dire che era a Trieste. Facciamo accendevano il phon Trieste. per far sentire il vento. Mi sentite? Ciao Benny, eccoti. Ciao Stefano, ciao a tutti. Allora, noi stiamo parlando del più e del meno, anche un po' cerchiamo di tenerci su col morale. Cercando di non vedere la partita perché è così. Però tu, insomma... Aspetta, qua. Mendoza sbaglia. In 3 contro 3, 6... Nessuno. Allora, Benny, è molto peggio di quello che pensavamo alla vigilia per adesso. Il tuo ottimismo ci pervade, Stefano. No, scherzo. Comunque, sì, allora, sapevamo che la partita non sarebbe stata semplice. La Triestina gioca in casa, comunque in un momento tutto sommato positivo. Chiaro, il Lecco deve fare molto di più, soprattutto dal centrocampo in su, perché la fase difensiva finora è stata abbastanza buona secondo me, ma poi a centrocampo si perdono tutti i duelli sostanzialmente. Il Lecco difficilmente arriva primo sui palloni e quindi poi la Triestina riesce a prendere subito il controllo del gioco ed è un copione che si sta ripetendo comunque dal primo minuto. Quindi serve sicuramente alzare un po' il ritmo e fare qualcosa in più, alzare il baricentro, perché altrimenti poi adesso comunque c'è in corso un'altra azione offensiva della Triestina, rischiamo di subire un episodio e poi non sai mai come va. Siamo totalmente d'accordo con te, allora grazie Benny. Ci sentiamo dopo. Ti sei acclamata dai nostri amici a casa, guarda Benedetta, ciao Benedetta, vai Benny. E poi Alessandro che intermezza i messaggi rivolti a te con Mendoza ha toccato 6 palloni, 7 cazzate. Una in più del pallone toccato. Sì, ci sta. Poi non è colpa di Mendoza poveraccio perché si trova spesso in mismatch sia numerico che fisico. Sì, però ti aspetti che nel breve, per esempio, Marino Sambu in area. È gol della Triestina con Brahima Sambu che va. Sapete, Sambu o Correia? No, è Sambu. Si capisce chi. No, Correia Dici? Sì, 15. Sì. Perché veramente si infila con una facilità disarmante. È dura. Era nell'aria perché comunque non stavamo difendendo come dovremmo difendere se giocassimo una partita passiva. D'Urso, e ancora una volta sull'asse D'Urso Sambu, poi Correia, gran gol però, si porta palla avanti col piattone in area di rigore, poi fisicato, tiene lontano Ferrini se non sbaglio, o Marrone, e infilza Furlan. Gran gol però troppo facile, troppo facile per D'Urso servirlo. Ma poi anche lui sul movimento prende il tempo, la difesa la salta netta, cioè in piena area di rigore. Qualcuno a rimorchio a controllarlo doveva esserci, non doveva arrivare lui a impattare contro un difensore, doveva esserci il mediano che lo seguiva. E adesso vediamo un po' se c'è una reazione finalmente di pancia, di nervi dopo lo svantaggio, se andiamo in bambola completa. Troppo solo però. Troppo. Non ha un giocatore vicino. No, ragazzi, possiamo dargli anche 5 in pagella per carità, però poveraccio. È lì nel deserto dei Tartari. Era da solo in mezzo a 3 uomini nel cerchio di centrocampo fino a poco fa. Va bene tutto, però un po' così da solo. Quando cominciamo a giocare a calcio, Ryan, l'allenatore del mestiere Volpe da esonerare alla fine del primo tempo. L'abbiamo preso dalla strada. Ma se dovessimo perdere male oggi, cosa succede? Cosa succede? Richiamano. Adesso speriamo che non vada così. Ciao Herman, ti ho evocato prima, eccoti qua. Ma Baldini, non si può perdere di nuovo. Avevo letto che era papabile da qualche parte. Baldini, Baldini ho sentito anch'io, ne parlavo prima con Belli. Allora se papabile vuol dire che era scisso. Ancora no, cioè spero se dovesse andare può chiedere forse si sta aspettando quello, non lo so. Aspetta, ma può chiederla? Cioè chiederle andare in un'altra squadra? Deve rescindere il contratto con lo Lega Lecco. Rescinde con noi e poi va. E può lo stesso? Sì, dopo può. Io mi sto domandando, non è che magari la società aspetta anche quello, perché ci sono Malgrati, Baldini sotto contratto, Volpe. Volpe. Foschi ha un altro anno ancora? No, Foschi allena, visto che è Arenate, no. È Arenate, giusto. Bonazzoli? Mi sto perdendo. Bonazzoli ha contratto. Bonazzoli ancora Bonazzoli no. Malgrati, Volpe e Baldini, sono 3 comunque. L'altro fenomeno che è arrivato a metà anno scorso, da fine anno scorso, metà fine. Ha rescisso anche lui, no? Ha avuto una buona uscita. Allena, no? Ma chi?
Aglietti. Aveva solo 6 mesi di contratto. Ok. Quindi come... Malgrati può tornare, e ho capito, però è vero che tanti sono andati via, ma non lo so se con molti che sono rimasti. Ma torneremo poi... scorso. Cioè, poi torneremo sempre poi al punto di prima. Se vuoi cambiare tutto, cosa fai? Tieni quello che c'è anche l'anno scorso, che poi Battistini se n'è andato, che Malgrati Tra non si sa... l'altro una statua per questi blu celesti Sì, che sono lì a... Cioè, a me viene magone a a venire Trieste, qua in radio, Bracci. ma questi che si seguono là con tutti sapendo quello a cui vanno incontro, sembreranno il secondo Pellegrino, ve lo ricordate? Quello, quando poi arrivò Modica, ma il girone dell'andata... Pellegrino. Sì, con Pellegrino, Il girone dell'andata Vero? fu una cosa, un supplizio. supplizio. Sì. Cioè, io me li ricordo i 4-1, i 5-0, 4-0. 5-1 col Bellaria c'era lui? Sì, perché poi avevamo perso 4-1 a San Marino, 5-0 col Savona, 5-1 col Bellaria, a Cuneo me lo ricordo benissimo, 0-4 il primo tempo, 0-4 il primo tempo. Porca paletta. Allora Paolo Carsano, ma questo allenatore non è all'altezza, tanto lo sanno tutti, diteglielo nella sala stampa con i giornalisti di farsi da parte. Via Volpe dentro Mazzoleni, che però non hai detto accetti, Mauro. Albrigno, società allenatori giocatori fallimento totale. Denis, preferisco Mazzoleni che Malgrati. Alessandro, ricordiamoci dei 200 tifosi che hanno sfidato la Bora per questi blocchi, no, mi riferivo proprio a loro, detto, sì. perché li hanno inquadrati. Tanto Giulia, c'è. ma quei poveri cristi che hanno seguito la squadra Trieste, santi subito, sì. Ryan, gol dell'Inter. E sul gol dell'Inter andiamo in pubblicità, Fausto? Perché? No, perché vedevo Fausto che forse prima voleva lanciare la pubblicità. Ah, no, non ho capito cosa sta facendo. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Allora, rientriamo in studio. Noi c'è da ridere perché non vogliamo piangere, ma... allora, io mi aspettavo questo tipo di partita, purtroppo, perché secondo me non c'è. Ma infatti io non volevo venire. Non volevo venire a vedere, non volevo. Ma... E di più che 1-0 al 38esimo. Anche sonerare il mister va bene, ma chi arriva è dura. Sì, o hai test, o c'è è dura test qua, dietro nella manica. Sì. O prendi un allenatore proprio di categoria superiore che è, Perché, allora, il commento di oggi cosa puoi commentare? Cioè, non siamo riusciti quasi mai ad arrivare lì a tirare, cioè una volta, ma una mezza situazione. Un paio di cross abbiamo fatto. No, ma come poi nel secondo tempo con Novara. Dopo 10 minuti del primo tempo siamo spariti completamente. Non c'è niente. Criticatemi che non ho visto i progressi. Non c'è niente, non c'è. Order metà progresso, ricordo. Sì. Siamo solo 1-0. Sta andando di lusso che siamo solo 1-0 perché traversa anche della Triestina a inizio partita. Tra l'altro sì, anche con una parata di Furlan, anche il tiro alto di Frattesi, assist di Turam. I nostri amici a casa iniziano a parlare di Serie A forse in chiave fantacalcio, non lo so, però ormai ecco, l'Ecco non gioca bene, si guarda. Sai cosa pensavo oggi? Vedendo Milan Parma 1-1, pensavo, ma pensa che noi l'anno scorso ci giocavamo noi col Parma? Marco ci fa ci prospetta una situazione, intanto qualcuno vede progressi? Andare avanti. Qualcuno sta vedendo progressi, Che dov'è? Scusa, non ho visto. Ok, gente, ma qui non si vedono progressi. No, non si vedono progressi, non si vede niente di niente, ragazzi. E comunque preparatevi al ritorno in D di Nunno. Un santo era. Preparatevi al ritorno in D di Nunno, un santo era, scrive Marco. No, pensavo una volta in D il ritorno di Nunno. Ma avevo capito quello. Ma lo sai cos'è di più? Cioè la società, ma dai, ma non puoi stare così fermo. Ionita si gira e non sa cosa fare. Da una pallaccia Mendoza l'aspetta e si fa anticipare. E riparte il contropiede Vertainen dentro. Non Graziati da Olivieri. La società direi di più allora, non direttore sportivo. Che società? Perché alla fine la società cosa deve fare, sinceramente? Basta che la società tiene tutte
tutti i conti in regola, poi devono subentrare il direttore sportivo, allenatore, tanti intendono, cioè sono loro, società intendono direttore tutto. sportivo. No, l'allenatore no, però il direttore sportivo è società. Che vabbè, dice invece una società che ha lo sbando, non paga gli stipendi, non paga niente, ma guarda che quello lì ok. Sì, ma il bello è che quando ci sono le società che non pagano gli stipendi, però i giocatori dopo dentro corrono e sgambettano. Però c'è casino, capisci? Sì, non è una vero, cosa... no, l'abbiamo visto anche negli anni passati in Sì, diverse situazioni. E qua però proprio non si Fabio vede niente, ne sa bene qualcosa. Esatto. Qua invece secondo me è proprio una roba un po' di non giocatori. Ma guarda Grassini, lui corre, ma poi- non c'è no, niente. è Di Gesù qua era. È Di Gesù, ma non ha Che niente. però dà la palla, intorno. sì, poi deve dare una pallaccia. Cioè, perché io, non si non muove c'è nessuno. io sono sincero, io forse non avrei preso uno, forse il giocatore. Ne avresti preso uno? Solo uno di questi qui e avrei preso una punta, ma proprio A gennaio. a gennaio. E invece cambiava già con 7-8... E invece ho comprato 8 giocatori. Sì, perché sono stati fatti fuori i senatori, tra virgolette. Anche lì. Si è data questa lettura, insomma. Sì, ha fatto fuori quei 4-5 giocatori senatori fatti fuori. Farli fuori a dicembre i senatori così. Critta, cerca il fondo, il cross, secondo palo! Sì, post fuori di niente. Cioè, un lampo blu celeste, ma va bene che basta. negli altri reparti non stai facendo bene, però prendere 8 giocatori e non prendermi la punta, infatti. Cioè, il problema era la punta. Poteva fare un po' meglio. Ci sta poi, ci sta che mi cambi magari l'epoca, perché visto che a fine corsa, che cambi Beghetto per fine corsa. Un regista, un regista Marino ci sta. Marino ci sta perché ci mancava, oggi non si sta vedendo nemmeno. Però mancano di cioè Rocco, che era il gioiello, il pezzo forte della campagna andato via e non è preso niente. È andato via, sì. Non è preso niente. Dopo l'infortunio non ha più giocato, poi non è preso nessuno al suo posto. Attenzione, prova ad andarsene Grassini, cross, rimessa laterale. Tra l'altro, sì, va bene, quando cambi così tanto, poi devi anche amalgamare la squadra, ci vuole tempo, no? Puoi ricominciare il lavoro da capo. Poi cambi la squadra completamente e, diciamo, non facendo fuori, che brutta come cosa, i senatori, tutti. Cioè, non è così semplice. Palla in area, Mendoza, spalla alla porta. Lettura, fatti fuori i senatori perché c'era casino nello spogliatoio. Sì, passa! Alto, 2 volte che arriva bene ma manda fuori. Qua ha dovuto rampiccarsi sopra. Ma era molto migliore l'azione di prima, secondo me poteva far meglio. Qua, come dici tu, va troppo in alto e poi diventa difficile. Bello il coso di Matic, tra l'altro. Ora Grassini forse. Forse ci sarebbe stato fallo, perché si è un po'. Però è vero, anche lì che si dice che hanno fatto casino i senatori, ma un motivo che si dice, cioè non credo che avranno così dal nulla volendo fare casino. Non lo sappiamo. Qualcosa che sarà successo, credo. Io credo per far fuori comunque quei giocatori lì. Per quello che sappiamo, ma non abbiamo certezza, l'intervista del presidente a dicembre, che era stato palesemente aveva rivolto delle critiche palesi un po' ai senatori che non stavano dando quello per cui sono pagati. Ecco, era quella lì, era la. E secondo me gliel'hanno fatta, tra virgolette, un po' sentire, no? Nello spogliatoio in campo. Adesso sta giocando, però aspetta il cross ribattuto, la palla rimane lì, vediamo se riesce Critta a metterla giù. No, male, mette giù, però fatti stendere, ci prova a recuperare. Peccato perché gli ultimi 2-3 minuti stiamo giochicchiando. Segnali di vita sul pianeta Lecco si vedono, vediamo Ferrini si prende un bel fallo intanto. Finire così, Fabio, può essere importante questo tempo per poi andare. Stiamo facendo progressi. Sì, no. Piuttosto finire così, sì. Farla finire così, noi in attacco un attimino, però se è cacci normale. fuori pure il gol del pareggio, io le dita, se fossi il mister io tornerei in campo con non un'altra formazione, un altro modo di giocare. Non può ritornare così tutto uguale. Sì. Non può. Ma 2 punte. Deve cambiare qualcosa a fine primo tempo. O metti 2 punte e una mezza. Lasci Mendoza e metti una punta in più. Ci sta che entra adesso Dritta il cross. È arrabbiato e tutto il mister, poi urlare. Però Però devi cambiare, devi dare una scossa adesso.
Vediamo se allora, qua l'allenatore si deve vedere anche in questo primo tempo, no? Sì. All'intervallo li rianimi col defibrillatore, questi qua, a pizza devi in faccia, dare, come dicono a se mi Roma. passate insomma, la metafora, però un minuto di recupero. li devi caricare a 1000 per la ripresa, per forza, perché Soprattutto- se rientrano ancora così, Sai cosa secondo me? Bisogna coinvolgere di più Marino, perché i numeri lì ha no. vedi, Però vedi, sembra queste quasi qui che sono cose che provi in allenamento. ma non però. che sembra che non si conoscano. Eppure Critta e Ionita giocano insieme da inizio anno. Attenzione a Olivieri che va sul fondo. Per fortuna che c'è il ritorna calcio Marino. d'angolo, ragazzi, vediamo di non meglio che si prenderlo finisce adesso così, che è finito va. il tempo, quinto angolo. Qua dicono a 0 per l'Argentina. Cinzia che dice ma si vedeva in campo che non si sopportavano. Qua ci vuole l'olio santo, Roberto, altro che di Sì, ma può darsi, però sinceramente mi è capitato anche a me di litigare con i miei compagni in campo, cioè quella... Però cioè, rimi dalla stessa parte dopo. E probabilmente molto probabilmente lì è hanno visto qualcosa successo che non- sì, e sicuramente. ci sono stati degli episodi che noi avevamo un po'- commentato anche, se vi ricordate, che ci avevano fatto storcere un po' il naso. Ok, perché ci sta a litigare in campo, è normale. Ma l'ha battuto, no? No. ok. Perché Però lì vuol dire che è successo qualcosa, perché hai fatto fuori proprio quelli proprio che c'entrano via più di Fischia. tutti. Dai si che è può finita, dire. fischia. secondo tempo. Tutti in basilica con la maglia dell'Ecco e facciamole benedire. Denis propone questa soluzione. Andiamo dal nuovo preosto a far benedire. Giustamente 1-0. Alessandro Riva dice se gioca Mendoza pensa come sono messi Senegal e Leandro. Fausto, ma posso provare io da qua con Matteo? Dici che no. Non fischia se... Ok. Tanto Matteo che sta mandando Comunque adesso abbiamo, foto. è anche il secondo anno di fila che prima di Natale dobbiamo con la società rovinarci la stagione. L'anno scorso era stato, da quello che si dice, Fracchiolla che aveva fatto affermazioni un po' così e ha devastato tutto. Quest'anno il presidente che prende cioè a quel punto qua Di Nunno faceva irritare chiunque, però alla fine non mi sembra che nelle sue squadre ci fossero rivolte interne. No, forse andavano tutti d'accordo Vabbè. contro lui. Ma però vedi, catalizzi tutti insieme. almeno per catalizzi. No, però Di Nunno... Matteo, Poi l'anno scorso infatti lo dicevamo, il danno è stato quando Di Nunno è dovuto per problemi di salute assentarsi. Ciao Teo. Ciao. Ciao, allora ti sto chiamando io perché almeno abbiamo un po' di problemi di regia, dovremmo riuscire a sentirci. Allora, noi qua non sappiamo più come commentare perché questo primo tempo dell'Ecco è disarmante, cioè a parte i progressi gli ultimi 2 minuti. Avrei usato lo stesso aggettivo. Avrei usato lo stesso aggettivo che ho utilizzato tu. Perché veramente non sappiamo più come si può rianimare questa squadra. I nostri amici da casa sono abbastanza scatenati, oltre che sconfortati, propongono 1000 soluzioni, però perché non si vede veramente... oggi non si è visto niente, francamente. No, non si è visto niente, consideri che le 2 occasioni che abbiamo avuto sono state totalmente estemporanee, nate da 2 cross rimpallati. Vabbè, quella di Critta no, l'azione individuale di Critta non è stato per se la seconda era un cross sbagliato, mi spiega molto di quello che non abbiamo visto oggi. Invece Triestina molto centrata, molto concentrata, ha approcciato meglio, perché voglio dire, la doppia occasione iniziale la spiega lunga su quale sia stata la squadra che ha approcciato meglio e senza timore. Comunque lo Sassuolo la risposta te la dà Sene, dato che entrerà, perché lo vedo davanti Entra subito, ma a questo punto chi esce per lui? Se vuoi uscire a Mendoza. Mendoza dici, quindi su. con 2 centravanti proviamo... Non credo che Mendoza si sia meritato di stare in campo nel secondo tempo. Tu hai tanti. No, anche perché ha sofferto tanto anche insomma il mismatch fisico, però ha sbagliato troppo, non è stato intraprendente. Anche 2 buone palle in verticale nel secondo piede intorno a metà tempo in realtà, perché l'hanno anche beccato abbastanza bene qua sulla sinistra un paio di volte e è andato letteralmente a schiantarsi contro il difensore. Lei è stato
come dire, fermato con una giocata buona difensiva, tanto letteralmente a schiantarsi dietro il suo avversario. Tra l'altro, Teo, cioè, con questo genere di partita tipo di partita che sta giocando il Lecco, comunque estremamente attendista, ma con le difficoltà di partire, per esempio Marino ha toccato pochissimi palloni oggi, è abbastanza fuori dal gioco. Sì, questo a un certo punto proprio presente in istantanea in testa. Furlan ha chiamato la squadra su e Marino ha buttato la testa per terra come per dire che coglioni ancora. Sì. Della serie, devo ripartire di corsa e tornare a accorciare la squadra, che lui avrebbe preferito avere il pallone 3 quindi scendendo basso vicino alla linea. Diciamo poche idee ma confuse oggi, ecco, se vogliamo poche idee ma confuse, sì, definirla così. Ecco, la produzione offensiva lì da vedere, nasce da Critta, che è uno dei pochi che ha provato a combinare qualcosa da un cross deviato. Sì. Dai, ci teniamo per buono allora la tua previsione con Sené che dovrebbe entrare a inizio ripresa. Non è la previsione, entra sicuramente. Entra perché sicuro. Ha proprio già tolto. Immediatamente dopo il gol di Correa si è iniziato a scaldare. Però adesso sta proprio intensificando, è rientrato immediatamente in campo. Gli spogliatoi si è tolto la pettorina. La pettorina, no, la pettorina ce l'ha, si è tolto i pantaloni, la felpa e ce l'ho proprio davanti, diciamo, adesso ho cambiato lato, ce l'ho davanti al centrocampo che si scalda. Ok. Dai, va bene Teo. Cristina sta facendo scaldare tutti, ma in modo molto blando. Proprio per tenere caldi i muscoli, qualora ci fosse bisogno di un ingresso immediato e di ripresa. Dai, ci sentiamo allora più tardi, Teo, ti lasciamo al secondo tempo, vediamo se qualcuno rianima questa squadra. Qualcuno rianima, sì, ricordiamo sempre che giochiamo contro una squadra che difensivamente ha dei problemi. Sì. Ma si intravede, perché si intravede, ma bisogna... Non è che abbia proprio brillato parlo della nostra perché questo Croce Rossa, però insomma non è che proprio abbiamo di fronte al Real Madrid. No, certo. Ogni tanto noi giochiamo come se dovessimo fare risultato al Santiago Bernabéu. Tutto qua. Basterebbe meno. Che mi fa utilizzare qualsiasi armante che hai utilizzato tu all'inizio, è perfettamente centrato. Va bene Teo, dai, a più tardi allora. Buon secondo tempo. No, grazie. E noi ci prendiamo un piccolo break, ma torniamo fra qualche minuto in una ripresa che speriamo possa essere migliore, ma basterebbe poco. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Il blu e il celeste, la passione di una vita.
Il blu o il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su Squadra e Società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Vuoi conoscere
conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912, prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Allora, secondo tempo ancora da vedersi, perché sono ancora c'è il cambio che ci diceva Matteo. Sono ancora in campo a scaldarsi le squadre, quindi no, Lecco che sta entrando adesso, entra Sené. E c'è l'esordio di Sené. Vabbè, tanto nel nulla cosmico là davanti, anche se lui non sa giocare con gli altri, ma neanche gli altri sanno giocare con gli altri, quindi... Ma speriamo che ci possa pensare anche da solo, andrebbe bene, cioè nel senso... Sì, entra Sené. Vediamo. Quindi per Mendoza, che come lo diceva anche Matteo, ha avuto quelle 2 o 3 occasioni, si è spalmato sul difensore invece che... diciamo che però non era la partita di Mendoza, anche a vedere... Però quelle 2 occasioni erano da Mendoza, perché erano proprio a campo aperto. Sì. Cioè, se Mendoza avesse fatto il Mendoza, ma... Cioè Volpe intanto che gli sta dicendo, guarda, per andare fuori dallo stadio devi andare di là. No, sta dicendo, fuori dallo stadio c'è una trattoria dove si mangia un gran... Si paga 2 euro, ma prendi tutto. Quindi è uscito Mendoza? Penso di sì, perché non si è visto il cambio, però penso di sì. Si possa? Sì, possa sì. Perché dice di Gesù, Grassini sì. e Ionita. Beh, bisognava coinvolgere ancora di più Grassini e Critta, ma già lo erano già stati coinvolti nel primo tempo, intanto si è avviato adesso il secondo tempo con Lecco che attacca da sinistra a destra. Però, come lo diceva anche Matteo, secondo me bisognerebbe coinvolgere di più anche Marino, che è forse il miglior acquisto al momento di questo campionato, mentre Ionita invece perde un pallone banalissimo a metà campo. Partiamo bene. Vediamo quei 2 centravanti pesanti, quei 2 centravanti così gli devi mettere delle palle quantomeno. Sì, cambia tutto. Anche sui calci piazzati ovviamente, no? Sono completamente 2 giocatori differenti. Io spero solo che non saltino ancora, come diceva anche Matteo, costantemente Marino, poi. E certo che però, allora, o Marino che può magari avere il cambio gioco, quindi sollecitare un po' gli esterni, però qui devi andare sulle fasce per buttare dentro palloni a sti 2 qua, altrimenti... però quello che ti fa girare la squadra deve essere lui, non deve essere saltato costantemente. Deve essere comunque coinvolto, quello sì. Se ne intanto proprio il primo pallone avanti per lui, lo difende, poi viene messo giù ma non c'è fallo. Prima palla toccata... Si è sdraiato per terra. Si è spalmato per terra il buon Sené. Si è seduto. E intanto i nostri amici a casa lanciano l'hashtag OutVolpe. Quanti tifosi oggi? Non abbiamo ancora il dato ufficiale. Volpout, mi piace.
Mauro, sono vedute differenti. Io se torna uno come di Nuno non do più i miei soldi per l'abbonamento, scrive Supertia. Neanche se ti riporta in B? Io preferisco le cose giuste a quelle immorali. Quali sono le cose immorali che ha fatto di Nuno? Non so, le schede delle macchinette, non lo so, sto ipotizzando. Ah no, chiedo, non lo so, io non sapendolo vorrei saperlo. L'ambito lavorativo, diciamo, a livello etico, non mi so, sembra che sto sia ipotizzando io, non sembra che siano reati ci spiegherà. cioè. Immorali, infatti, non illeciti. Ah, ok. Enrico, Mauro, ma i giocatori che sono stati tesserati saranno certamente costati. Attenzione, se ne... Bello la giocata, il cross, poi Grassini che non riesce. E mette il miglior cross dal 1984 a oggi. No, non è vero. Non è vero, dai. Però si sta facendo vedere, dai. Ha trovato anche l'angolo, ci sta... ci sta dando una minima speranza, dai. Ci attacchiamo a questo, a Sené, fai qualcosa per farci certo che però vedere il centravanti fisicato andare sull'ala a mettere i cross non è proprio. C'è l'altro, però sì, beh, adesso possono farlo, sì, quello è vero. Tanto quei giocatori della Triestina che si manda la Cremonese, esatto, anch'io battuta dietro Di Gesù, il cross lento, spizzata. Restiamo in avanti. No, non restiamo in avanti perché l'ha rimessa è loro. No, l'aveva spezzato quella della Triestina. Anche a me sembra. No, nostra. No, Enrico scrive: i giocatori che sono stati tesserati saranno certamente costati qualcosa, poi devi anche garantire loro uno stipendio con relativi contributi. No, è nostra, vedi che Guardalini alla fine ha cambiato la decisione. Critta rimessa laterale, siamo all'altezza dell'area di rigore. Battuta in area. Mani! Chiamano le mani. Si sbracciano poi tutti una i nostri. Conclusione sul fondo. Almeno tutti che dicono. Sì, Sené è stato il primo che ha subito segnalato Ferrini che fosse lo stato faranno rivedere. Lo rivediamo. Tanto ci sarà la battuta al fondo per il portiere Rus dopo la conclusione alta di Ferrini. Non ce lo fanno neanche vedere. Scusa, nel dubbio non ce lo fanno vedere. Ma non c'era cosa detto? Perché non esiste proprio? No, ma non c'era cosa detto? C'era o non c'era? Non c'era. Non c'era. Attenzione che ripartiamo forti a sinistra con Ionita, vai. A Fionda verso Furlan. Si sbraccia. Vabbè dai, Di Gesù. Buon cambio di gioco di Gesù. C'è di fianco a lui Martic addirittura. Poi scambia bello. con Grassini, Martic affonda. Bello il cross, però ribattuto. Dai, segnali di vita però, segnali di vita. Attenzione perché adesso c'è il occhio al contropiedi. Riesce a contenere, bello, bravo, Grassini. Bravo, che è Marino, sì. Che riconquista anche il pallone, poi attende la salita dei suoi, l'appoggio a Ionita. Ionita che sale, poi allarga per Critta, che deve affrontare un uomo, mette il cross, non arriva Sipos. Però l'Ecco ha iniziato meglio questo secondo tempo. Frare fa buona guardia. Il cross era bello, perché girava dietro ai difensori. Critta ancora subito verso Sené, spalla alla porta, difende il pallone, trova subito la conclusione alta sopra la traversa. E però già ci prova, ha provato la conclusione che già. Vediamo qua. No, questo si è girato bene, Sì. Però è lontanissimo ovviamente dai 17 metri dalla porta, ma un po' defilato e non ha lo spazio per... Però allora in questi 5 minuti si è visto quello che è mancato nel primo tempo. Sì, qualcosa si è visto. Dai. Volpe, sai cosa ha fatto? Sapete cosa ha fatto? Volpe è andato indietro su YouTube e ha detto guarda cosa dicono a LCN Sport. Ragazzi, serve questo. E i ragazzi giustamente che poi stanno facendo vedere... Che non è quello che diciamo noi, ma io però credo. speriamo che il mister li abbia rianimati come si sta vedendo. La cosa che mi chiedo però in teoria in queste situazioni è ma perché non l'hai fatto dal primo minuto? Però vabbè, fa niente. Non lo so, però poi Fabio magari ci può confermare che sono talmente tante le variabili, no? Tantissime. Da fuori sì, puoi un attimo pensarle, ma se non sei dentro non riesci bene a capire tutto. Ci sta. No, però dico, ne avessi cambiati 2 o 3, dico ok, ma lì non hai cambiato niente, è rivoluzionato praticamente. Allora, intanto è arrivato il dato degli spettatori. Bravo Marino ad aprire al volo. Ci sta anche che un attimo anche l'altra squadra può entrare un attimo meno concentrata, meno un attimino. Tanto un cambio di Ci gioco sta. bruttissimo di Ionita, poi Critta, vediamo. Adesso voglio vedere però quanto tengono così. Adesso stanno facendo, per me, non con una logica,
Non è che c'è tanta logica in quello che stanno facendo, è un po'... Però almeno ci sta mettendo la grinta. Sta cercando di spingere. Cos'è che dicevi? È rimasto a terra un giocatore della Triestina, infatti Critta non ha fermato il gioco, l'ha fermato il giocatore della... tra l'altro si sono scontrati un colpo a... La spalla, sì, tra spalla, collo, quindi una brutta botta. Poi Critta si è fermato perché credo che abbia fischiato l'arbitro. Sì, perché è proprio appena sopra il petto, vicino alla spalla. Collo, spalla, petto, quella zona lì. Coscia. Cos'è un pollo? Allora, intanto i nostri amici a casa, Denis, se i calciatori non giocano, il presidente e lo staff non c'entrano. Super Tia, chi dimentica è complice. Chi dimentica cosa? Non so, mi sono dimenticato. No, sta parlando penso ancora di Nunno, credo, perché Super Tia 91 è il nostro amico da casa che prima aveva citato. L'ex patron blu celeste. Continuano comunque imperterriti i tifosi del Lecco a sventolare le bandiere, a incitare la squadra, ora che hanno visto qualcosina di più, diciamo, rispetto a prima. Quindi sto leggendo il commento di Alessandro Riva. Sì, no, se andiamo in Disney, le trasferte sono più belle, sono più vicine, poi abbiamo il monumento, lo stadio, il monumentale stadio di Ligorna. Me lo ricordo. Asseriate. Mamma mia, Ligorna, ragazzi. Il mitico Legler di Ponte San Pietro. Santi numi. Dai, però. Attenzione, riparte. Contropiede Triestina. Chi è questo Tonetto? Che entra in area, doppio rimpallo che favorisce Furlan. Non sapevano dove fosse la palla, ma è andata bene, è andata bene. Dai. Palla subito verso Critta. Poi tutti i giocatori dell'Ecco che si girano indietro. Dove sono gli altri? Cioè, perché? Vabbè. Critta nel frattempo ha rallentato perché nessuno saliva. Ionita, vediamo se vede di qua Grassini, no, non sa cosa fare, insiste. Ma non per colpa sua, ma è quello che abbiamo detto, sono anche volenterosi, ma non sanno cosa fare. La squadra non ci sta mettendo la faccia, dice Denis. Correa è anche capitano, tra l'altro. Sì. Non sanno mai cosa fare con la palla, Marco. Sì, diamo un po' questa impressione qua, purtroppo. Sarebbe lo strumento base del gioco. Mi sta citando anche giustamente il buon Di Gesù, che effettivamente è ancora in campo Di Gesù, perché vabbè, allora prima aveva messo anche una buona palla, però raddoppio dell'Inter, ecco, se vogliamo dare un'altra notizia. Tanto Grassini serve al centro, Marino, eccolo. Palla girata per Ionita, sale di fianco lui Ferrini, c'è anche Critta. Dai! Vediamo se Ferrini sale, porta via l'uomo a Critta, che poi fa partire il cross più sbagliato della partita. Sì. Mamma mia. Però è il primo che sbaglia. Finisce direttamente in curva. Tra l'altro c'era, prima di andare in pubblicità, avevo letto un messaggio che volevo leggere prima. Paolo, anche loro secondo tempo verso la curva avversaria, non solo i nostri fanno scelte assurde, quindi... questo magari non è detto che sia... che l'ha scelto loro. Esatto. Può essere che non l'ha scelto. Non mi ricordo. Mentre noi era arrivata la conferma che noi lo sceglievamo proprio. Vabbè, andiamo in pubblicità. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. È durato poco. Perdiamo una brutta palla ancora e riparte la Triestina. Cioè, può impressione. È durato poco il magic moment, no? Primi 5 minuti della ripresa, ragazzi, siamo già spenti. Più o meno anche il primo tempo è stato così, poi dopo dal 10 minuti. No, perché visto il primo tempo, quei 5 minuti ci sono sembrati l'Olanda di Cruyff. Invece, guarda, non c'è nessuno. No, ma sono proprio disorganizzati, non hanno un'idea di gioco. Denis, se vengo in studio come devo fare? Allora, poi nelle prossime settimane stiamo organizzando noi, vi daremo delle istruzioni
certe, per chi vorrà proporsi venire in studio al posto nostro, perché noi ci siamo stufati, ragazzi. Ma al di là di questo, venite, come fate voi. allargheremo poi il nostro Fate parterre voi. di ospiti, poi vi faremo sapere appena avremo delle notizie, diciamo, certe. Critta, il piccolo trotto, Ionita si propone, ma si va al centro. Marino, cambio di gioco per Grassini. Vedi, almeno Marino ha delle idee. Cross ribattuto, c'è ancora Marino che apre adesso, subito bene allora, per Critta, che può puntare, cerca il fondo, mettila dietro. Ma no, fa tutto bene. Critta, guarda, hai guardato, ce n'erano 3 liberi, la passa un po' così alla Carlone. Soprattutto erano 2 liberi dietro. Due contro uno, Marrone, 2 contro 1. Butta malissimo. Marrone, Furlan, è uscita di Furlan. Su D'Urso. E poi l'arbitro devi fermare. Ma no, devi fermarla la partita. Ma no, ma l'arbitro ha battuto il giocatore dell'Ecco che sta andando sul pallone. Ma dai. Ma è un nuovo regolamento quest'anno. Ma qua devi fermarlo. Cioè, ma quest'anno gli arbitri possono giocare contro di noi così palesemente. Non lo so io. Comunque qua, allora, vediamo qua. Bravo Vertainen Marrone che dà a no, chi è, scusami, Olivieri. No, sì, Vertainen per Olivieri. Bravo Marrone. Cosa abbiamo rischiato? Bravo Marrone perché ha temporeggiato bene. Male loro, perché Vertainen doveva allargarsi, non andava allargato, non so perché gli ha tagliato. E Furlan che è uscito con i tempi perfetti, parata hockeyistica col ginocchio e ha salvato capre e cavoli. Grave errore dell'arbitro qua, se avessimo preso gol, ragazzi. Ma sì, ma non può, ma adesso ragazzi, ma ogni volta che sfiora e qua c'è il giallo. Ma vai a Maccorin. Cioè prima, per dire, c'era l'arbitro, il giocatore della Triestina, qui, diamo il giallo, ma dai, ma puoi ammonire per un fallo del genere? Ma forse qua perché davanti all'arbitro va a rincorrere. Prima ci credo che non era davanti all'arbitro, l'ha abbattuto prima Marino. Marino stava cercando di andare a contrastare il giocatore della Triestina, l'arbitro la abbatte proprio, boom, il secondo ammonito. Una spallata. Marrone e Sipos. È l'arbitro, no, si è ammonito per quel fallo di prima. No, però prima doveva interrompere il gioco. Quello è stato veramente. Quello sì. Però vabbè, stiamo facendo una discussione attenzione, palla dentro l'area di rigore su una cosa che tanto poi per fortuna il tiro se segnavano, ok, però vabbè. Sono quelle ma cose... se avessero segnato l'arbitro sarebbe tornato indietro? Secondo me no. No, sarebbe andato a esultare per l'assist. Sotto la maglia della Bardata. Assist. Dai, velocizziamo l'azione di ripartenza. No, ma sai Fabio, su quelle cose che però ti danno, c'è già la situazione che poi quella dove lì ti fanno veramente quello che è, ti tirano fuori. Perché sinceramente anche sull'arbitro per adesso è il primo errore che fa, non si sa, poteva pesare. Questo è lo stesso fallo di Sipos e non ammonisce. No, chi è stato qui D'Urso? No, ma anche prima non lo sappiamo, però il fallo di mano non c'era. Quello lì era una cosa che potevano far vedere. Questo è fallo. Non viene fischiato neanche qua. Intanto vi volevo dire, i 4.412 sono gli spettatori, ci è arrivato prima il dato, con 173 i nostri ospiti, i tifosi del Lecco ospiti oggi. Quindi 4.000 persone è talmente grande che non sono sparpagliati, probabilmente molto lato tribuna, che non li vediamo, più la curva della Triestina. Cavolo, è veramente grande comunque. Penso che circa 20.000 spettatori, no? Sì, credo che li faccia. C'è anche qualcosa in più. Certo, adesso bisognerebbe un po' approfittare perché loro non sono un po'. Ma le altre partite invece? In ambash. Ancora uguale. Andiamo a vederli. Dobbiamo cercare di spingere un po' di più in La Giana vince 2-0, il Caldiero vince ancora 1-0. Non bene, diciamo. Proprio quello che non doveva succedere. Sì, perché per adesso, allora... sì, perché si riavvicinano e ci sarebbe Triestina va a 22. La Pro Patria penultima. Caldiero 19. Dai, no! Così play-out per noi ma non ci prova nemmeno però Grassini. Sì, ma dovevi darla subito sulla corsa di Grassini, non fare quel giochetto. Sì, 18-25, 7 punti. Ma tutti, vedrai che ti devi guardare a Provercelli, però penso io. Esce D'Urso? No, tu devi guardare Pro Patria, devi guardare il Lecco. Se sono 7 punti non si fa
non si fa, il Lecco si salva, la Propatria va giù. E E poi devi guardare Trieste e non mi Caldiero. ricordo più. Aspetta, guardiamo una. Sì, pensavo mi ricordavo la prima. No. Tanto chi è che entra di loro? Bianè per Tonetto e Voca per Adesso Russo. sarebbero meno punti, però aspetta, fammi andare a controllare. Guardare, Ho però il mi dubbio sembra che adesso. così di solito non devi essere da quella che devi sfidare. Sì, 8 punti dalla tua, diciamo quarta, Allora sono 7 quintultima, penultima e terzultima, quartultima. Cioè se quelle due lì hanno più di 8 non giocano, mentre Non le altre giocano, sì. Perché è anche logico. Che è giusto, non c'entra. Perché fai caso che quella fuori ha 40 punti. Sì, perché metti la quintultima e la penultima hanno 10 punti, ma le terzultima e quartultima sono a un punto di distacco e giocano solo loro due. Solo loro due. E l'altra deve Sì, deve essere superiore agli 8 punti, sì. maggiore o uguale? È superiore, Superiore, quindi sì, maggiore. Quindi 8 8 punti bastano. van bene. Sì. Tanto se ne prova a guadagnare l'angolo, guadagna solo la Quindi rimessa così siamo a laterale. 7 si fanno. Sì. E in questo momento li faremmo con la Propatria. No? Signore, si manca solo quello. Martic, rimessa laterale lunga dentro l'area di rigore, mette fuori Correia, prova Ferrini a tenere sulla palla col fallo. Commettiamo fallo, allora 62 minuti, quella spinta che si era vista a 5 minuti è già finita. Abbiamo 5 minuti di autonomia. 5 sì. Li abbiamo fatti bene quei 5 minuti, ma non abbiamo segnato. E quindi Con la Propatria messa. ci prendiamo una pausa e torniamo subito. Propatria. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Stanno regalando un pallone su palloni comunque. Allora rientriamo a Triestina, ora ha ripreso campo ancora, un po' come è avvenuto nella fase centrale del primo tempo. Sì. Sale Vianè, penso si pronunci perché è Vianè Balco.com. Loro Johnson lascia scambio con Fiordilino, poi ancora Johnson. Si provano a farsi largo sulla destra, Boca lì davanti. loro vincere questa partita qua. È tanta roba. Sì. Soprattutto Le perché può cambiare veramente la stagione. lo dicevamo anche l'anno scorso, mi sembra, della partita con la Ternana, non so se vi ricordate, che stava risalendo forte e noi dicevamo ma se la batti, oltre a battere la dieta concorrente gli dai anche una bella stoppata, sì, è uguale oggi. Uguale. Se invece oggi li battevi gli davi una bella frenata, perché loro sono lanciati adesso. Cavoli, se oggi vincevi andavi via bene. Poi Diciamo che ti toglievi non via è un ancora po'. finita, No, se vogliamo, ok. però, noi parliamo come se fosse già finita, purtroppo beh, non stiamo c'è ancora vedendo. mezz'ora, spiegato perché Ancora però- mezz'ora, per però i segnali poi c'è ancora mezz'ora, però l'impressione che qua anche giocassero 800 minuti. no, Speriamo. Poi le occasioni le abbiamo anche avute nel finale del primo tempo, quindi non è che non abbiamo avuto le occasioni, certo sono state proprio un po' casuali perché sono nate da due cross arrivati nel finale del nostre, tempo. dici, o? Sì, le nostre un po' tutto casuale. Tra l'altro prima c'è stata una situazione di gioco in cui Sipos ha fatto un velo in area, forse perché adesso c'è Sene, si sente, certo anche se faccio il velo c'è dietro Sene. No, la differenza di prima è che le palle alte erano tutte sue. Mauro, Alessandro, sai che Mendoza è una pippa all'ennesima potenza. Gianluca, ciao Gianluca, sicuramente se avessero vinto la monetina loro avrebbero attaccato sotto la loro curva. E non so perché negli ultimi tempi questa cosa qua è un po' impazzita, anche questa legge, tra virgolette, regola, no? Questa... Fausto, che c'è? E appunto dico, quindi hanno scelto loro di attaccare... Gassini, buon Abbiamo scelto Sì, palla. sembrava quasi in mano loro, no? Aspetta, chi vince la monetina deve scegliere campo. No, puoi scegliere quello che vuoi, o campo o palla. Vai, entra dritta, la conclusione bassa. Sicuro, Stefano? Chi vince la monetina o scegli la palla o scegli il campo.
secondo me anche sì. Di solito è sempre Spagna, non lo so. Almeno io giocavo, io ero capitano a pallavolo. Sai che non mi ricordo più. A pallavolo ero capitano ed era così, poi non so se il calcio è diverso. Sì, anche secondo me hanno scelto comunque loro, no? Ma l'abbiamo fatto anche noi a Lecco diverse partite. Quindi vabbè. Paolo, già ci è successo in casa su punizione a 2 con arbitro e mezzo contropiede gol avversario, vero? Sì. Non siamo fortunati su questa cosa. Quello è stato poi... Ma invece una Gianluca cosa ti saluta mitico Fabio. Ciao Gianluca. Denis, Fausto mi fai urlare pure a me. Paolo, ma le 4.000 dove sono al bar? È tutto vuoto in TV? No, sono tutti dietro la telecamera. Sono, diciamo, si nascondono controcampo, si nascondono, lo si fanno vedere, non si vedono. Marco, ma avete il nonno in cuccia che Cristo ha veduto la partita con voce fuori campo? Abbiamo gente che cristona, perché noi non possiamo cristonare di qua, quindi vi facciamo cristonare dalla regia. Chiusi in una teca e si dimenano ogni tanto. Il Nereo Rocco è uno stadio bellissimo, sì. Paolo, per non farlo devono esserci almeno 9 punti. Attenzione. Secondo me bastano 8. Cioè, se interpreti alla lettera il regolamento... Di Gesù Frigerio. 8 va bene. 9. Frigerio di Gesù per? Scusami, Frigerio e di Gesù. Esce di Gesù? E adesso e di Dio? Entra di Dio. Allora, Frigerio per di Gesù. Entra Dio per Gesù. Di Dio di Gesù si sono... È bellissima questa scena. Grassini. Di Dio di Gesù, ragazzi. Si sono toccati. Grassini. Allora, Grassini che non ha giocato bene. C'è un po' No, era un po' sottotono, un po'... Di Dio si mette a destra, in teoria è un po' più offensivo di Grassini. Sì. Vediamo se... Dovrebbe essere così. Allora, l'ha vinta Ionita e abbiamo scelto il campo sotto la loro curva. Ma Di Gesù quando va a letto non si pone la domanda se non sia meglio cambiare lavoro. Ha provato a fare proseliti, ma non c'è riuscito. A questo turno gli ha toccato fare il calciatore, al prossimo turno magari tornerà a fare il messia, non si sa. Ha provato a fare il profeta, ma non l'ha ascoltato nessuno. La volta la falegname e pure stavolta non è andato lontano. Anche lui falegname. Tutti erano una famiglia di falegnami. Portava avanti il lavoro del presunto padre. Allora, no, adesso scherziamo, ma Stefano, primo tiro in porta al minuto 66, ma dove vogliamo andare? Sì, hai ragione, sì. È come nella ripresa con Novara. Sì, perché è stato all'88esimo la volta scorsa. Neil, oggi abbiamo vinto la monetina, noi abbiamo scelto il campo. Mauro, preghiamo. Infatti Di Dio è entrato. Cinzia, Alessandro, non so di Gesù, tutti dovrebbero porsi questa domanda. Saliamo di livelli da Gesù al capo, Paolo. Possiamo appigliarci a questo, eccolo Di Dio. Il primo pallone di Dio! Dai! Fuori gioco. E riesce a sbagliarla, tra l'altro. Ma era deconcentrato. Era chiuso. Mettiamola così. Ci diamo la fede. Sapeva che era fuori gioco. Siamo allo stadio tutti con il rosario. Se andiamo avanti così sì. Falegname servirebbe con tutte le seghe in campo. Non si è allontanato, sì. Ma io la dico così anche per costruire qualcosina, perché magari un falegname, qualcosina, 2 cose. Di artigianato puro ci basterebbe, ma non c'è nulla. Preghiamo, qua ci vuole un miracolo. Di Gesù è uscito però. No, però c'è di Dio, quindi... Dio è più in alto. Bella puntata, ragazzi, almeno ci fate divertire voi. Grazie Mauro. Preferiremmo la depressione totale vincendo 4-0, che non succede più, però... Attenzione perché perdiamo un brutto pallone. Dobbiamo tenervi sulla corda. Che fa attenzione a Tresina che scende bene. Johnson, c'è libero Madonna. Alto. Chi è D'Urso? No, Olivieri. E Pantani. Stiamo andando oltre. Siamo alle c'è libero Madonna. C'è l'allenatore, Madonna, vero? Madonna, sì. Un allenatore. Sì, ormai stiamo andando male. Allora, se avessimo l'allenatore non c'è più un freno, basta. Di Dio, di Gesù. Frigerio sembra sempre uno fuori forma, chiamato per caso dagli amici per fare il numero giusto. Ma scusa, non solo Frigerio, mi unisco a Cinzia che diceva diamo un po' questa impressione tipo calcetto, vieni che ce manca uno, ce mancano 10. A volte. Ma scusa, ma se Madonna fosse l'allenatore del Lecco, farebbe figli e figliastri con di Gesù e di Dio? Non lo so, questo è troppo. Sfugge anche all'umana comprensione. 71esimo di questa partitaccia, 1-0 Triestina che
sta provando a riportarsi e si fa pericoloso Cioè, è che la Cristiano non sta facendo dalle parti di e si sta Furlan. portando a casa un brano vitale. Tra l'altro il migliore in campo Furlan, che ha salvato il risultato almeno in 2 occasioni, cioè, quindi anche lì poi ripeto, Marino in quel poco che ha fatto bene, magari coinvolgerlo un po' di più. Adesso ci mano qua, non ha toccato di mano. Sì, infatti Frigerio si sbraccia. Ha toccato troppi pochi palloni Marino però per essere... Infatti, non lo coinvolgono. Ma a me è sembrato che, scusa, il giocatore della Triestina ha messo il braccio e la palla, cioè, e Di Dio si stava lanciando in contropiede qua, Vediamo. Tanto stavo facendo rivedere. Cioè, questo è giallo, Sì, era lanciato... Comunque punizione per il fallo di mano. Vediamo che è questo Marino, proprio il regista blu celeste. Vediamo. Guarda l'area, la battuta sul secondo palo, la sponda, niente, non aveva nessun blu celeste. E poi fallo di... Fuori gioco dici? Non era fallo di confusione. No, aveva fatto segno fuori gioco. Vabbè. Era fallo, no. Rivediamo. Secondo me qua. È battuta di Dio. No, non c'è fuori gioco. E che cos'ha fischiato? Perché faceva il segno della linea. Vabbè. Intercediamo al Brignos. Ryan, Jessico Calcetto. Chi è Jessico? In che senso? Serve Di Maria, un bel attaccante, Davide. Sì, averne. Anche un po' Di Maria. Forse anche no, quella no, probabilmente si spegnerebbe. Noi ci divertiremmo di più. Gli piglierebbe male, secondo me. Comunque andiamo in pubblicità, dai. No, stiamo attaccando. Aspetta, Fausto, che forse combiniamo qualcosa con Martic. Di Dio. Dai, dagliela. Per Frigerio dal fondo, basso. Poi arriva Marino che lascia lì il pallone. E poi Martic è costretto al fallo da pubblicità. Era meglio non vederlo. Hai visto? Chi va alla ricerca della purezza? Chi va d'accordo con il pianeta? Chi va oltre il solito fondente? Chi va al cuore del cacao? Vanini, nel cuore del cacao. L'avanzato stava partendo in contropiede. Ammonito Martic, che ci è rimasto male che avessero perso quella pallaccia e ha steso. E si piglia il terzo giallo. Tutti, intanto non si capisce perché si riscaldano i giocatori della Cremonese. Vabbè. Sì, Gianluca, la mettiamo a sorridere per non piangere. Per te Fantozzi era più divertente e questa era proprio un'azione fantoziana l'ultima, no? Perché sì, è tragicomico. Jessico Calcetto è il bomber che ci vuole. Lo sa pure mio figlio che ne ha 12, ma noi siamo boomer, Mauro, e Jessico Calcetto non mi viene in mente, mi sfugge. Quindi Davide, di Gesù, di Dio e di Maria, la Santissima Trinità. E magari sul mercato riusciamo ad andare a trovare qualcuno per completare un tridente da... C'era qualcuno che parlava di un terzino che si chiama Spirito in giro, quindi sei di Gesù, di Dio, lo Spirito. Magari qualcosa. Più che intercediamo, se qualcuno scrivesse andiamo avanti così retrocediamo. Sì, interregionaliamo. Simona Cristina in area, poi Martic qui bene. Martic sicuro. No, Marrone forse. Ma Ferrini. Prova a correre Sené che abbatte un giocatore avversario. Poi è ignorante sto Sené, mi sembra bello. Ci ha messo bello la gambona lì e sì, sdrenato completamente, come si dice in gergo tecnico. Il povero, non ho visto chi è, che si è rotto forse la tibia. Viane. Fatto malissimo, se ne va a scusarsi. Contrasto durissimo. Sì, beh, lui ha cercato la palla, forse l'ha anche presa. Sì, va sulla palla. Ha preso tutto lì, palla, ginocchio. Non si capisce se la palla e poi dopo te lo tocca con lo stinco, no, nella corsa. Certo fa male perché arriva lanciato Lanciato da Sandrino, Marco. Gianni Cassarà, che chiamiamo Bomber Cassarà. 75esimo, 15 minuti. Se ne predica nel deserto, Alessandro. Ma diciamo che sono pienamente d'accordo al 50% con l'allenatore. Uscito di Gesù non c'è più chi predica. Quello è Aldo Serena. Sono perfettamente d'accordo a metà con l'allenatore. Mauro, tuo figlio ha fatto gol oggi. I nostri amici a casa ormai parlano degli apparacci loro, giustamente, perché la partita sta sfuggendo di mano.
Sale la Triestina Già sfuggito, dopo di qualche minuto. 10 minuti alla fine. La ribattuta Rimane in rimessa zona laterale. d'attacco la Triestina. Però a questo torniamo un attimino seri. Ai discorsi che facevamo anche inizio del campionato, ma anche l'anno scorso no. Ma durante tutto questo campionato tu perdi, stai perdendo, ma neanche un po' di rissa, cioè non dico mandarlo in rissa per carità, ma un po' di cattiveria. È il discorso che facevo prima cioè, io. se ne manca la spina. A me l'ha messo la gamba, ha battuto uno di loro, È l'unico qualcosa. che sembra entrato con la giusta motivazione, no? Sì, secondo me non ha ancora È capito. quella sana ignoranza calcistica che devi buttare è dentro qui il da, campo. da quanti giorni è? Da qui da 3 giorni? È appena arrivato. Non ha ancora capito dopo sta dov'è. partita secondo me dici ma dove sono arrivato? Tiragli addosso con la Munice, che non può stare così vicino. Sì. Dai che il tempo ci sarebbe. Perché manca. prima ho visto Furbizia anche, sì. Allora ragazzi, o sono tornato indietro nel tempo io, in una dimensione in cui sono tornato indietro nel prima mi era sembrato già 80esimo, invece no. Ho detto anche 10 minuti alla fine, invece vabbè, no, niente, È la speranza. È la speranza che invece no, fortunatamente manca No, c'è più tempo per provare a rimontare, ci sarebbe più tempo. Quarto per d'ora provare a rimontare, abbondantissimo perché il recupero spero ci sarà. Tanto alto cambio Galeandro e chi toglie? Galeandro per Marino. Ma che errore fa fare Galeandro? Prova ad ampliare il novero delle punte, ora A 3 Volpe davanti. se la gioca. Sì, ma l'unico che ha un minimo senso di ragionamento lì a centrocampo lo toglie. Non lo so. E a 3, si è messo a 3 davanti. 4-2-3-1, no, 3... Sì, secondo me è 4-2-3-1 o no, aspetta, 4-2-2, non so come. Intanto va Olivieri, entra in area dalla sinistra, palla dentro, liberissimo, Fiordilino, esterno della rete, per fortuna. Dal nulla riusciamo a regalare campo, praterie e Fiordilino. Non è che se l'ha mangiato perché non era semplicissimo, però poteva centrare la porta. È una ghiotta occasione però qui, Dai Sani, dai. No, niente da fare. Tanto qua è fuori gioco. No, vabbè, fuori gioco. Fuori gioco da... No, l'ha alzata... Marlone si lamenta della bandierina, ma l'aveva alzata subito il guardialine. Era abbastanza palese poi che fosse fuori gioco. Sì, qui effettivamente aveva tempo anche per capire cosa fare, quindi sì. Che è successo adesso? Ancora. Cambi loro. Entra Bianconi. L'ex della partita che pensavamo potesse anche trovare una maglia titolare, invece 16-8, no. Quindi Fiordilino. La tombola, ormai siamo Fiordilino, una tombola, ragazzi. El Azrak. Minchia, è sempre più facili, Almeno entra Bianconi. El Azrak entra per Fiordilino. Bianconi che ci faceva così schifo. A me no, a tanti sì. Direi di no. Però se non è... 3-0 della Giana sul campo della se riserva anche a Trieste, probabilmente non è che stia facendo grande. Giana 19:44, quindi esce Silvestri, giusto. Lorenzo invoca la combo Bonazzoli Malgrati, almeno si vedeva uno straccio di gioco. Beh, a livello di gioco, a livello di gioco sì. Bonazzoli Malgrati. Ah no, il primo, scusa. Il primo Bonazzoli. Malgrati Bonazzoli ha voglia, ma magari. Per quello che si è visto dopo erano dei geni del calcio, ragazzi. Quando gli hanno sventato la squadra eravamo salvi, Cioè, si può dire quello che si vuole. Allora Paolo, il cambio Galeandro per Marino, che dovrebbe essere il premio sostituibile, entra nella storia dei cambi senza senso. No, io avrei tolto senza nulla togliere alla carriera, ma Ionita non sto facendo niente, tenevo Marino. Sì, riconquista un buon pallone, poi però un po'. Correia, uomo di quella. Dennis, mi sto addormentando. Serie D, un girone bellissimo. Ial Lombardia, serie di Gravidona. Meglio ripartire dai dilettanti. Attenzione che vanno in contropiede, 3 contro 4. Non li riusciamo a fermare, entrano in area. Bene, Marrone. Marrone, pensiamo a retrocedere, dai. Ma sai, quando inizia a dire non possiamo, no, perché il rischio è la situazione alto. Si sta incancrenendo. No, peccato perché non è... cavoli, no. Ripeto, è la stagione, è la prima metà stagione di Modica, quando stavamo andando giù a piombo con Pellegrino. È quella roba là. Poi sono arrivati Tony D'Amico, che adesso, scusate se è poco, il direttore generale dell'Atalanta.
Fabio Gatti che era in rosa, che adesso è il direttore generale dell'Atalanta Under 23. Poi avevamo, cioè, con quella squadra abbiamo fatto, quindi anche capire che vabbè. Qua Gatti era già andato via. No, Gatti era infortunato, si era fatto male, però lui c'era. Attenzione perché tutte le partite lui c'era. Lunga per poteva essere un 3 contro 3. Io però cioè adesso lo toglierei anche. Fallo, andiamo in pausa, Fausto, poi seguiamo la fine della partita. E Ionita qui attenzione che va a rischiare il giallo, se lo prende infatti. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Rieccoci, non è successo nulla. Siamo stati in botta per un tot in allegria, ma qua ragazzi è ricalata la depressione. Adesso è arrivato l'effetto. Infatti siamo in down. Siamo in down ragazzi adesso perché ci stiamo avvicinando al 90esimo. Anche qua sinceramente io non so che formazione pensa in testa. Con cosa stiamo giocando? Com'è la formazione? Com'è? Non riesco a capire. A me sembra 3-4-1-2 perché c'è Galeando che sembra fare un po' il trequartista. È possibile che non sappiamo, cioè che non si capisce se gioca a 4, se gioca a 3. In questo momento qua si ha 3 davanti. Perché poi è cambiata più volte durante la partita oggi la squadra, quindi forse anche questo non aiuta i giocatori, no? È sicuro, sì. In un momento in cui già sei spaesato. Sei già un attimo spaesato, stai perdendo, le cose non vanno bene, guarda. Io non so come stanno giocando. No, più che altro è andato a mettere... Non sanno neanche loro. È andato a mettere una terza punta quando tanto non serviamo neanche le due. Il problema è quello. Io Marino hai non messo lo la terza punta ma giocano a 2 punte strette. Sì, perché Galeando fa il trequartista. Galeando lo ha messo a fare il trequartista. Che però si allargherà a sinistra. Guarda Sané dov'è? A destra, scusami perché... Sané. Guardalo dov'è? Una punta... Cioè non... Ma poi metti Galeando a fare il trequartista, quindi Tordini... Croce sopra. Basta. Guarda come si è messi. Ma di Dio, slalom in via orizzontale, per via orizzontali, cambio di gioco su Critta, guarda l'area, ci sono i giocatori dell'Ecco interno. Galeandro di testa. Eccola la clamorosa occasione dell'Ecco sulla testa di Galeandro, gran parata di Ross che mette sopra la traversa. Dentro. Bello il cross di Critta che va a pescare Galeando sganciato sul secondo palo di testa e mette la manona qui Ross. Bella parata. Calcio d'angolo intanto dalla sinistra dell'attacco. Ci svegliamo sempre comunque negli ultimi 5 minuti, anche al primo tempo. E se non ci fosse Critta ragazzi sarebbe notte fonda perché parte tutto da lui alla fine. Lo stesso numero 80 che va dalla bandierina, la palla bassa, filtra, ma non perché viene ribattuta mai verso i nostri. Torna da Critta però. Purtroppo. Però dai che li schiacciamo adesso, dai. Frigerio per Di Dio. Di Dio è entrato con un buon piglio, sì. Verso se ne che attende il calcio d'angolo, invece no, lo riserve, complicata per Critta che però la domestica. Anche Critta cerca il fondo, sfortunato qua, e non trova il rimpallo. Lui. Peccato la grande occasione di Galeandro all'84esimo, colpo di testa, tra l'altro difficile perché era in piena area, vicino al portiere col marcatore più alto di lui, però fa una bella giocata e Ross para bene. Sì, non è proprio il suo fondamentale preferito, Galeandro, no. Perché lì uno magari alla Sipos o alla Far magari l'avrebbe anche schiacciata la palla. Bella avuta, no, anche perché partiva da un po' in basso,
Sì, la sparata in non è alto. salato. Però... No, dico anche perché aveva davanti il marcatore più alto, quindi di fatto devi dal basso è difficile schiacciarla. No, Galeando, anche la Galeando è entrato bene, ha riconquistato adesso il pallone, l'ha servito a Oggi è Quitta. entrato bene. Frigerio che adesso fa il play. Non riesco a capire, se mi dici con che formazione stiamo giocando... Martic. Con Di che Dio, modulo? subito il tocco per Ionita che va, non riesce per arrivare sul pallone troppo lungo. L'idea di Dio però, troppo lungo il pallone per Ionita. Comunque Di Dio è entrato bene, sai che col 3-5-2, avendo anche solo Mendoza, poteva forse giocarselo dall'inizio sto punto, Di Dio. Perché sai, era solo una punta, col solo Mendoza giocati uno dei due esterni un po' più offensivo. Anche. No, perché sì. sta facendo vedere che comunque qualche ideuzza ce l'ha. Rilancio di Ross, che si è guadagnato il suo bel 6,5 in pagella con quella parata lì. Se no, fino a quel momento inoperoso il potere della Triestina. Mancano 3 minuti, siamo Anche lì, all'87. io dico, ma rigori quest'anno? Ne abbiamo presi... No, sì, non... pochi, forse uno. In 24 partite forse 1-2 rigori. Non mi ricordo, ma presi. forse 1-2. Uno segnato da Galeandro, me lo ricordo. Sipos forse anche. Uno forse da Sipos o da Ionita, o da Ilari, scusa, Ilari forse l'aveva tirato. In 24 partite. Sì. Vediamo Beh, se ma io da una decina di partite che vedo praticamente zero gioco di davanti. Zero. Sì, si mettono intanto qualche cross. Tanto sì, attento, non Ionita, riesce, Ionita non neanche. Aia. Palla dentro per loro sono in Tainen che Anche se la mette in mezzo, loro sono in quattro. si becca gli insulti di 4 compagni che erano liberi tutti dentro l'area, lui invece conclude molto a lato. Non esattamente la scelta migliore. Prova a ripartire adesso Di Dio, che poi intelligente cambia gioco verso Critta. Critta stop un po' laborioso, consente il recupero, palla avanti per Sené che perde il duello fisico ma guadagna la rimessa laterale. Bianconi lo ha tenuto a bada. Qui se dava la palla lì in mezzo, ce ne hanno 4. Esce intanto Vertainen ed entra Struna. Ma Struna è l'attaccante? No, per me lo mette davanti alla difesa. Struna mi sembra il difensore. Cioè il centrocampista difensore Struna. Aveva giocato forse da centrale all'andata. Sì, per me secondo me ha visto Galeandro dietro alle punte, allora ne mette uno lì davanti alla difesa. Allora, da casa Alessandro si aspetta 20 gol da Sené in questo scorcio finale di campionato. Se li vinciamo tutti andiamo in B. Ma vinciamo cosa, Enrico? Dai, aveva preso assolutamente un attaccante forte ed esperto a breve. Magari Sené si conferma, non so, vediamo. Il Lecco di Gaburro batterebbe questa squadra 2-3-0. Interessante considerazione. Questo Lecco sì. Nonostante Sipos fa quello che può. Con doppietta di Danna e gol di Sené. Attenzione, palla fuori. La Eccolo il lampo di... Chi è? Matic? No, chi è? Chi è che ha segnato, ragazzi? Non si vede, non l'abbiamo visto. Chi ha segnato, ragazzi? Non si riesce a capire. 1-1. Peschiamo il Jolly con un tiro da fuori. Ecco. Mamma mia. Solo un episodio ci poteva salvare oggi. C'è stata però una reazione di pancia in questi ultimi 5 minuti, quantomeno. Quindi arriva il gol di Ferrini. Lu Ferrini. No, Lu Ferrigno. Allora, palla ribattuta fuori, arriva al limite della stop col destro, poi col sinistro, che bello. Non lascia neanche cadere a terra. Però, Stop col destro e al sinistro al volo sul secondo palo. Ha fatto un bel gol. E questo gol è molto importante. Sì, dà una scossa. E anche per la classifica, almeno loro ritornano un po' indietro, perché... Una giocata di Ferrini, una sua bella giocata questa, no? Arriva... Vabbè, avevamo buttato palla dentro, poi la palla è uscita e... sì, vabbè. È stata tra Battistini subito a difendere il gol, il risultato è fuori. Sì, posso buttarla lì, vediamo chi esce. Sì, ma tu guarda. Andiamo col 4 centrali là dietro. Abbiamo Martic, Marrone, Ferrini e Battistini. Si va. Sì, 3 con Ferrini che andrà a fare l'esterno probabilmente.
A 5 si è messo dietro. Ah no, Martic davanti alla difesa, che ha un ruolo che può anche giocare lui. Difesa a rombo. Diciamo che abbiamo pescato questo jolly importante. Forse da quello che non abbiamo mai nominato in tutta la partita. Ferrini? Sì. Mai... Sì, beh, Braccetto. E infatti non lo riconoscevamo perché lo conosciamo ancora poco fisionomicamente. Braccetto sinistro della difesa che... loro sono passati spesso e volentieri a destra però. Sì. Quindi... sì, di lì diciamo che D'Urso ha avuto poco spazio. No, diciamo che Johnson ci hanno provato all'inizio, però dopo sono stati separati largo e sono andati dall'altra parte. Allora è ovvio che in questa condizione ci portiamo a casa un pareggio. Meno male. Dalle casi baffi, dita e qualsiasi altra protuberanza. Lasci lì ancora dietro un po'. Cioè va di lusso, ce lo portiamo a casa su un piatto d'argento, ce lo cuciniamo questa sera a cena, questo punticino. Giustamente Paolo Mareschi dice Tessera ha tolto il centrale per mettere il centrale e ha preso gol. A volte tirare in porta si segna, Michele, parole sante a proposito di Dio, di Gesù e Madonna. Ha fatto più gol Ferrini che Mendoza in 50 partite, dato incontrovertibile. Attenzione però, Correia recupera palla, parte, sembra Alberto Tomba. Grande intervento di Galeandro che è entrato bene, molto bene Galeandro. Però attenzione perché loro cercano di spingere. No, qua Critta. Mauro sogna la vittoria adesso. Critta secondo me è affondata. Gianluca felice per il pareggio, ma non cambia la mia idea, neppure la mia. Gianluca, che stress, chiaramente se si tira in porta, non è un gol che cambia l'idea perché è casuale, tutti. però può dare, come dicevi tu Fabio, il morale, la spinta che serve. Torni a Lecco, però giocheremo ancora fuori con l'Arzignano, però comunque è una settimana un po' più tranquilla magari in cui si può lavorare un po' e riprendere un po' fiducia. Chiaramente abbiamo volato basso, un bel 1-1. Volpe inadeguato anche a Burraco, Andrea. I bambini hanno fatto gol. Attenzione, la battuta, la punizione, secondo palo, non arriva nessuno, nemmeno Critta, quindi la palla finisce a Olivieri che attende e poi trova la rimessa laterale. Poeta armato, tra l'altro bellissimo questo tuo nomignolo. Qualcuno ha guardato giù tra di Dio e di Gesù. Attenzione. Johnson palla dentro, però bravo Marrone, Ferrini, via di testa. Ha ragione Enrico, bisogna tirare, soprattutto, ecco Giancarlo, comunque tiriamo troppo poco dal limite. Quando sei così in difficoltà nello sviluppo della manovra, nel far arrivare anche palle ai tuoi centravanti, tirare da fuori, ragazzi, ce li abbiamo, io penso, i tiratori, perché ci sono. Attenzione, Correia, linea di fondo, viene fermato. Dai, tenere ragazzi, un minuto e mezzo, proviamo a salire, no, ci stanno schiacciando. Non dobbiamo buttarla via così, però gli abbiamo regalata per fortuna che Biannè si impappina. Nostra? Forse sì. No. Sì. Dai. Manca 1 minuto e 10 secondi. Denis, Fabio l'ho già visto in giro a Lecco ma non ricordo dove, non è che giocavi a calcio. Anche se ridendo e scherzando se lo buttiamo dentro, ragazzi. Non diciamolo troppo a voce alta, Fabio, senti chiaro. Dai ragazzi, 1 minuto. Di Dio, rimessa laterale. Dai. Allora, buono l'impatto dalla panchina, dei giocatori dalla panchina. Galeandro e Di Dio molto bene. Dai, Sané che si guadagna la rimessa laterale. Sané o Sené? Sené. Sì, ma lì Sené, Fall, Sanu, Mamadou, Salibu, tutti i nomi. Costa d'Avorio, quei paesi lì hanno cognomi molto simili. Che poi magari sono cognomi anche assegnati tante volte nel passato. Dai. Di Dio prova a sbucare dalla fascia destra, ce la fa, poi si porta la palla sul fondo, sbilanciato, incespica sul pallone. Finita, mancano 10 secondi. Portiamo a casa un pareggino che tutto sommato per come si era messa, ragazzi. Questo sembra il brudino caldo. È l'acqua santa. Finito il tempo, vediamo se fischierà. Rilancio lungo. Credici Sené, no. No, palla su Ross. Finita. No, non fischia ancora, fa andare ancora. Fischia ancora. Penso che farà 10 secondi, 30 secondi, perché se non fischiato subito. Fischia. È finita 1-1, allora il Lecco agguanta questo pareggio che per come si era messa, per quello che abbiamo visto, il fiu di Allegri, confronto è dilettantismo. Di Hortomuso. Hortomuso per pareggiare. Per pareggiare noi. Vabbè. Ce la portiamo a casa, ragazzi. Meglio che una sconfitta, dice Fausto, da casa, sì.
Sì. Piuttosto che Nielme, Non ci cambia la vita, sono un po' di morale in più, sì, però sai Enrico, a perdere anche questa così male sarebbe stata... Infatti vedi che i ragazzi si abbracciano come se avessero vinto il campionato. No, con neanche troppo entusiasmo, no, direi. però dice, sai, per come si era messa... Infatti, delusione sicuramente sul volto dei giocatori della Triestina, perché con tutte le occasioni che hanno avuto... L'1-1 ovviamente però comunque adesso so che non è per fare il bastian contrario, ma per come è arrivato il gol, la rete alla fine, io invece mi sarei aspettato fare un buon abbraccio di gruppo un po' più... Sì, invece proprio... Sì, abbiamo pareggiato, abbiamo pareggiato. No, cioè, ho capito che è un pareggio, ma l'hai raggiunto alla fine, non ci speravi più... Allora, chiamiamo Matteo intanto e poi facciamo giusto 2 considerazioni finali qui anche noi dallo studio. Vediamo se Matteo riesce a risponderci. Diciamo, c'è di buono comunque che dicevate la Triestina rimane dietro di 6 punti. Quella lì è l'unica cosa buona. Vabbè, anche il punticino nostro, cioè nel senso... Sì, anche se la... No, è sempre la Triestina. Sì. Pronto? Teo, mi senti? Eccoci. Allora Teo, 2 cose buone alla fine, il punticino e il fatto che la Triestina rimane lì a distanza. Abbiamo pescato il jolly alla fine. Sì, guarda, sì, sicuramente sì. In fin dei conti, considerato che nell'occasione nel secondo tempo ci sono state 2 occasioni e basta, che sono state nostre, no? Fondamentalmente il pari alla fine è anche giusto perché loro non hanno giocato il secondo tempo. E hanno giocato di meno, un po' hanno cercato le ripartenze rispetto al primo tempo. Palloni su Bertagni e Olivieri, che sono ottimi giocatori per carità, ma in tutta onestà non mi aspettavo, sentite? Sì, no, ti sentiamo bene. I cori, che non si sentite i cori, insomma, inquinate fuori così. Certo. Nota di cronaca. No, comunque, al di là di tutto, stavo andando a parare. Sì, no, dico che alla fine non mi aspettavo questo loro atteggiamento remissivo, anche perché veramente la partita era totalmente in mano loro. Sì, certo, ma infatti credo che loro siano molto delusi di questo pareggio. Si vede dalle facce. Perché anche per sé, in tutto questo, signori, bene sentirsela e tutto quello che si vuole, sentirsela in mano la partita, sentirsela in modo presuntuoso. Sì. Ha fatto dei cambi presuntuosi, perché andare a cambiare, ma Bianconi ok, ma Struna, che è un giocatore rientrato oggi dopo 3 allenamenti, contestato dai suoi tifosi perché hanno avuto dei problemi, e secondo me è un po' andarsela a cercare, perché poi il gol arriva subito dopo, poi vabbè, subito. Per carità il gol è un po' casuale perché è un tiro da fuori, no? Ferrini ha pescato penso il jolly della sua vita. Sì, ha fatto una gran Però giocata. Ferrini tanto ha fatto un'ottima partita a mio parere. Sì. Il gol, però semplicemente nel primo tempo sulla corsia di destra sinistra aveva anche funzionato, secondo me il suo l'ha fatto, al di là del gol finale che ovviamente cambia prospettiva a tutta la No, certo, ma volevo chiederti, Teo, allora, sono d'accordo con la tua analisi della Triestina, proprio per questo mi sarei... sono spaventati, io non mi spiego il perché il fatto loro si sono spaventati. Ma perché noi non è che stessimo attaccando così tanto da dire... No. Anzi. È vero che comunque l'entrata di Sené li ha tenuti più bassi. Bravo, volevo chiederti questo. Però li ha schiacciati un po' indietro perché tu gli hai messo 2 attaccanti a tenere bassi i loro centrali e questo sicuramente ha influito. Ma da lì a sviluppare un sentimento di paura, perché io questo ho percepito da loro, sostanziale paura anche nell'aver affrettato tante giocate che si potevano fare veramente meglio. Anche l'allenatore che ti cambia, ti mette dentro così tanti difensori tutti insieme, se l'avesse fatto Volpe io penso che oggi lo insulterebbe, ho detto in tutta onestà. No, certo. Poi Attilio Tessere è probabilmente il miglior allenatore della categoria, buon Auteri, insomma non una carriera lunghissima, però questi cambi stile anni 80 secondo me li ha pagati alla fine, perché poi quando te la vai a cercare poi di solito la trovi, no? La spiega lo si trova abbastanza bene. E poi capite che Ferrini, che è un giocatore con dei anche abbastanza buoni, trovi veramente il gol della domenica, perché l'ha messa, ragazzi, io non so la televisione, non so come la... No, proprio angolatissima, si è visto. Ma poi fa una bella giocata perché stoppa di destro e calcia subito di controbasso col sinistro, quindi... Questa è una giocata clamorosa.
Però ripeto, alla fine quello che vi diceva nel primo tempo, noi non dobbiamo far passare per Real Madrid, che il Real Madrid non è la Triestina minimamente attaccata, è andata in difficoltà. E tra l'altro volevo una delle, se vogliamo, note positive di oggi è che chi è entrato dalla panchina oggi è entrato con uno spirito giusto. Ecco, a me è piaciuto di Dio, sì. Furambolo, vabbè, qualche tocco inutile, vabbè, non mi sembra che il tipo di giocatore è un estroverso, però comunque l'azione che porta che poi alla fine porta il gol, perché comunque se tu testi Galeandro e la parata e via dicendo, nasce da una sua attiva iniziativa in cui salta due avversari e cambia totalmente il gioco e propone l'uno contro uno di Critta dall'altra parte, se ce non vado errato. È entrato con un buon piglio, che far meglio dei 10 minuti che ha giocato a Lumezzone non era difficile. Certo. Mi è piaciuto il suo ingresso in campo, lo conosco come caratteristiche, lo ho studiato, un po', ripeto, un estroso così, e ha dato un pochino di... Sembra abbiamo fuso un po' di fiducia, perché ripeto, poi in questi momenti devi trovare un po' la fiducia anche nelle mezze cose. E mi sembra che da lì qualcosina sia arrivato, poi ripeto, se Rini non trova la giocata lo segniamo, penso, manco con le mani, però signori, quest'anno siamo riusciti a prendere gol allucinanti, tipo Lumezzane, il gol dell'1-0 viene fuori da tiro deviato e sarebbe finito, non so, forse dritto a Brescia nel fondovalle. Certo. Tant'è, insomma, alla fine Ci portiamo a casa questo punticino. il punto ce lo portiamo a casa, e che secondo me è un punticino meritato, perché loro secondo tempo non tirato mai. Ci portiamo a casa questo e vediamo un po' in settimana di lavorare. Si può lavorare con un po' più di tranquillità rispetto a quello che sarebbe stata una sconfitta, ovviamente, per Arzignano. Anni fa, da un periodo di questo genere, mi ricorderei bene, ne uscimmo in modo esattamente identico, e parlo di periodo d'Agostino, di Capogna, Gioglia, anche lì fu al 96esimo sul tiro sbagliato in gol negro, e poi dopo 6 giorni vinciamo disputando una partita meravigliosa a Carrara. Speriamo sia qualcosa di simile, dai Teo. Che sia un buon viaggio. Però sì, come dici tu stesso, l'importante è aver preso la Cristina sui punti oggi. Sì, questo mi premeva tanto tenerla lì, perché almeno quella la teniamo lì. Cosa ha fatto il Caldiero? Il Caldiero ha vinto 1-0, 2-0. Sì, col Trento. Va bene. Dai Teo, ti lasciamo l'intervista e poi al rientro. Buon rientro a Lecco. Sì, grazie. Alla prossima, ciao. E noi chiudiamo qui in studio con voi. Vi voglio giusto, insomma, chiedere se basta. Fabio, non basta. Se basta o non basta. Però insomma, in queste situazioni comunque anche la squadra può reagire bene in settimana, davvero, dicevamo, in vista della prossima, cioè... No, sicuro così può reagire. Questo gol è servito veramente tanto, ma tanto. E in settimana ci può essere entusiasmo, ci può essere voglia di lavorare, cambia sicuramente. Se finiva 1-0 rischiavi di andare veramente in notte, sì, proprio veramente, proprio che andava tutto in barca. Invece così che hai trovato questo gol, molto probabilmente puoi lavorare meglio, con più fiducia, puoi far capire che anche l'allenatore può far capire che si possono giocare le partite, si possono stesso vincere, pareggiare, però sicuramente il mister, oltre a mettere grinta e tutto quello che vuoi, deve sistemare un attimino anche i reparti, cioè c'è tanto lavoro da fare, anche perché sono arrivati ragazzi nuovi, metterli dentro, e c'è un bel po' di lavoro da fare. Assolutamente. Ste, ti chiedo, come ci scrive Sandro Menegazzo, che salutiamo, ciao Sandro, ma adesso che siamo entrati nella lotta per non retrocedere, avremo la forza e la grinta per lottare fino alla morte ogni partita, perché è quello che dicevamo prima durante la cronaca. L'unica cosa che stavo pensando anche con quello che ha detto Matteo, effettivamente, è che però la Triestina alla fine, che si dava tanto in risalita e tutto, alla fine è riuscita a non vincere con noi oggi, quindi comunque non è che diciamo bisogna farsi prendere dal panico e tutto, certo, però come diceva prima
Fabio, c'è tanto da lavorare perché non abbiamo gioco, minimamente non abbiamo un'idea di gioco, corriamo magari anche abbastanza male e speriamo, come ha detto Matteo prima, di Dio, anche Marino, ma anche l'ignoranza calcistica di Sené, oppure è entrato bene anche Galeandro, Battistini che rientra, ma speriamo. Non vorrei passare dal troppo negativo al troppo positivo. Esatto. No? Con equilibrio, vediamo un po' la prossima, e ad Arzignano con un avversario forse anche una classifica migliore, ma un filo meno forte della Triestina, penso io. Vedremo un po' cosa succederà. È un'occasione. Sì. Grazie a Fabio Gandigno. Grazie a voi. Grazie Fabio, alla prossima, grazie a te. Ciao. Settimana prossima, grazie a Fausto. Benedetta che anche in regia, ci ritrovate poi più tardi ad Aftermatch. Buona domenica sera a tutti, ci rivediamo sabato prossimo, giusto? Giochiamo per Arzignano Lecco. Ciao. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.